Ok, dovremmo essere online in linea teorica. Mo, vediamo un po' se YouTube mi fa la cortesia di funzionare, non sarebbe male. Sì, ci siamo, ok. Mo Ciao aspettiamo. amici! Ecco, lui parte subito in quarta. Ma io devo spammare la live. Certo, adesso metto anche una bella storia. Bravo, bravo, e anche Tommy farà lo stesso. Assolutamente, Sei assolutamente. obbligato. Sono costretto per contratto a Esatto. sponsorizzare. Questi sono peggio dei contratti di sponsorizzazione. Esatto. Appunto, rimanendo in tema. Rimanendo in tema, Eh. esatto. No, intanto incominciano ad arrivare le prime persone. Un saluto a Marco, Andrea, Federico. Ciao a tutti. Esatto, hashtag meno male che Cragno era una pippa. Assolutamente. Ah! Assolutamente. I tre moschettieri. E forse potremmo diventare anche quattro, eh? Non è detto. Attenzione! Qualcuno potrebbe arrivare dopo. Special guest. Esatto. Poi ovviamente c'è il classico Giulini in merda che ci sta sempre bene. La Madonna se ci sta bene. No, però allora, io, guarda, io vorrei farvi una domanda. Vai. Però, no, perché di questo, guardate, secondo me non se ne sta più tanto parlando, ma è di totale importanza. Allora, ho messo la storia, mi è scomparsa la partita. Cosa usci- No, non so. Cosa stai Giuri, non facendo? so, non so se vedete. La partita è finita qua nell'irriquadrino. No, allora, no, la domanda ecco, è Esatto. tornata. Allora, la domanda che volevo fare è la seguente: ma cioè, a livello di, social, gestione social, grafiche, ma anche gestione dello stesso Instagram, ma non si sta facendo veramente uno step down tremendo? Anzi, step back, come si dice, Tommy? Vabbè, Beh, stanno a fa schifo. E cosa ne non so fa io? schifo. Ma Ho appena preso 6 in inglese e mi va bene così. no, però scusatemi, cioè, ma veramente, ma allora le grafiche sono una cosa fatta col telefono, penso, deduco. Pagheranno 1 € a grafica, Miro, non so, cioè, Sì. ma le hai viste quelle cose? Sono una cosa impresentabile. Sì, lo so. No, ma poi ormai io, guarda, sto seguendo adesso i social dell'Everton e dell'Las Palmas. Vabbè, vogliamo togliere Ecco dalla qua. competizione l'Everton perché è una squadra di Premier, ma fanno dei video veramente spettacolari, interazione totale, anche quando si perde. Cioè, anche quando si perde a Cagliari licenziano automaticamente il gestore social e il grafico. Cioè, ragazzi, non è che se si perde allora poi silenzio stampa per un mese, magari, e invece quando si vince si riempie di 100 post. Non si fa così. Cioè, allora, ma anche nei contenuti non può limitarsi sempre al benvenuto, rinnovo. Cioè, allora ragazzi, a fare sti post qua son capace anch'io. Qualcuno vuole mettere in campo delle competenze e rendere veramente il profilo del Cagliari importante e bello da vedere, cioè ormai è uno schifo anche quello, diciamo. Ma io so anni che me batto sul profilo Instagram del Cagliari che c'ha delle grafiche veramente orribili. Una cosa allucinante. So oggettivamente brutte, però se va a vedere è forse uno dei reparti migliori del Cagliari, il reparto grafico, Però è Sì, peggiorato, perché infatti. scusa, i video che avevano fatto per Rog, Nainggolan, Nandez, cioè almeno delle cose dove uno si impegna, si vedeva che c'era del lavoro dietro, adesso zero. Non è Eh, possibile. vabbè, Ma è però sempre stato così, eh. sì, sì, cioè le grafiche del Cagliari hanno sempre fatto cagare. Con tutto rispetto del grafico del Cagliari, però, cioè, Certo. prendete un esempio, i grafici di calciatori brutti sono sardi. Davvero? Sì, Porca puttana. Vedi, cioè siamo Non lo dei sapevo baldi. questo. Siamo sì, dei Non lo sapevo baldi. questo. i grafici di calciatori brutti sono sardi. Comunque, io direi di addentrarci subito in quello scempio che è successo ieri. Vi chiedo un vostro giudizio
così proprio sintetizzato di quella che è stata la partita. Prima l'Eccelso e poi Tommy. Sono molto curioso. Allora, secondo me ieri paradossalmente è stata la partita che è stata decisa poi in negativo da 2 errori, il primo di Radunovic e i 2 centrali, il secondo di Radunovic e Barré, che insomma vedetela come vi pare. Però secondo me è la partita in cui più è emersa la nullità del lavoro apportato da Fabio Liverani. Perché io la squadra nel primo tempo, dal quinto minuto al 35esimo, cioè io ho un'immagine del Cagliari con Altare e Capradossi che sono nella metà campo avversari. Cioè noi siamo stati con i centrali al di là della metà campo, sempre lì, e anche non c'è stata mezza ripartenza, cioè il Cagliari ha avuto sempre la palla tra i piedi. E non è che non c'è stata voglia, volontà, cioè si vedeva che quantomeno l'idea di fare quella cosa lì, cioè di voler dominare concettualmente la partita c'è, ma poi non c'è un cazzo. Cioè lì sono i giocatori che si rendono conto, come gli stessi giocatori che una settimana prima per vincere contro il Brescia, mentre Liverani rideva in conferenza stampa quasi deridendoli, loro hanno scelto di andare in ritiro, perché a differenza della realtà che dipinge Liverani, la realtà è drammatica a livello calcistico per il Cagliari e se ne rendono conto anche loro. Ieri stessa identica cosa, cioè loro sapevano che dovevano dare quel qualcosa, ma poi se l'allenatore non gli mette nelle condizioni di mi viene anche da dire che ormai questo modulo, cioè, bisognerebbe un attimo anche rimetterlo in discussione. Io l'ho messo in discussione da subito perché secondo me bisognava giocare con la difesa 3 per quello che era il materiale umano disponibile. Però ieri 0-0-0, cioè 0-0. Iniziamo a parlare poi di un 2-0, perché voglio dire, il 2-1, vabbè, se vogliamo contare quel gol così per farci contenti, ma cioè, il signor Guarna diciamo che si era giocato gol nella schedina. Niente, dico questo. Poi concludo solo su una cosa, cioè il mio discorso rimane sempre lo stesso. La colpa è sì, però cioè, la colpa c'è tantissima attenzione sulla difesa e il portiere. Però difesa e portiere non incidono sulla fase di tirare in porta. Cioè il Cagliari, prima della partita col Brescia, ho sentito il dato, era terzultimo per tiri in porta. Con questa media è un miracolo se non vai in Serie C, non è un miracolo se non vai, cioè, veramente. Più che Quindi altro perché poi le partite le vinci segnando e non subendo. sì, ma anche perché, cioè, voglio dire, se tu concedi 1 o 2 episodi a partita, ci può stare, fa parte del gioco. Cioè, adesso non è che anche prendi Sergio Ramos, cioè adesso Altare, vabbè, poi magari ne parliamo dopo. Però quell'episodio a partita te lo concede. Però se tu sei 3-0, anche se poi succede quella cosa lì, il rimpallo sfortunato, l'uscita sbagliata e la cosa, dici anche, sti grandi cazzi, cioè va bene, prendo un gol, ne prendo 2, però non è possibile. Te, Tommy, che me dici? Sono troppe cose da dire. Ho ancora questa rabbia dentro, questo fuoco dentro, perché non è possibile, inammissibile. Facciamo e commettiamo sempre gli stessi errori, ma soprattutto ogni partita è la fotocopia Vado a farmi più un dell'altra. Non secondo. giochiamo. Vai, vai. Ok, stavo dicendo, non giochiamo. Centrocampo, ragazzi, inesistente. Non abbiamo un regista, Macumbu e De Iola a fare i registi. Ditemi voi se è normale che un allenatore metta Macumbu e De Iola a fare i registi. Come mettere Gattuso a fare il regista, stessa cosa. L'aveva detto anche, mi ricordo che in un video l'aveva detto Matti, cioè che è proprio l'esempio lampante. Cioè, che cacchio ti metti a De Iola, regista, che è già molto che riesce a fare il recupero a palloni, è già molto, e lo dice un estimatore di De Iola. La cosa che mi fa girare le palle poi è che ogni volta, in questo caso ho visto, mentre stava parlando Matti, i dati 5 tiri in porta, ma li abbiamo fatti quasi tutti a fine partita. Sì. Però ogni partita, se guardate i dati, le statistiche, sono 1-2 tiri in porta, esagerando. E non puoi dire Liverani, che mi ha fatto girare ancora più le palle, le dichiarazioni che ha fatto ieri. A fine partita dice che abbiamo sfornato un'ottima prova. Ottima prova di che cosa? Ma che partita ha visto? Che partita ha visto? È da
da non so quanto che continua a rilasciare dichiarazioni penose e vergognose. È ora che lo mandino a calci nel sedere, perché va bene che non è... Sono d'accordo, ho visto il tuo video ieri, Miro, e hai detto che non può essere sempre colpa dell'allenatore, e sono d'accordo. E non ho mai fatto crociate contro allenatori, non ho fatto crociate con Mazzarri, con Di Francesco e con tutti gli altri, però proprio Liverani mi sembra che uno non ci ha capito una mazza, proprio niente. 2, non doveva neanche essere lui il profilo per il Cagliari, cioè proprio abbiamo preso l'allenatore che non doveva essere preso, abbiamo preso Liverani. E poi oltretutto è stato fatto un calciomercato per lui, perché i vari Mancosu, Falco, li abbiamo tutti presi perché c'era Liverani in panchina, perché li ha allenati a Lecce. E non è che ha allenato Real Madrid, che si è portato Modric, Casemiro, Benzema. Si è portato il Lecce che è retrocesso quella stagione. Si è portato Mancosu, Falco, Viola, La la Padula. Padula. Ragazzi, di cosa stiamo parlando? Cioè, ultra trentenni, sono tutti ultra trentenni che in Serie B non ci stanno a fare niente, stanno a fare muffa e a togliere il posto a gente come Lufumbo, come Kurfalidis, come Lella e come tanti altri giovani che non stanno avendo spazio perché ci sono slot intasati. Adesso che senso aveva prendere Falco, per fare un esempio? Che senso aveva prendere Falco quando avevi già Pereiro? Adesso, cioè, o mi vendi Pereiro, però prima mi vendi Pereiro e poi mi prendi Falco, non che mi prendi Falco e poi non riesci a vendermi Pereiro e rimani con Pereiro, Luvumbo e Falco in una fascia. 3 esterni destri. Cosa te ne fai di 3 esterni destri? Cosa te ne fai? E con 800 esterni, che pure quell'altro, pure Millico, che a me piace personalmente, però non l'abbiamo mai visto oltre 20-25 minuti Millico. Cioè, ragazzi, non c'è progetto, non c'è un minimo di progettualità. Per farvi un esempio, il Genoa è tutta un'altra cosa. Magari a livello tecnico sono meno forniti di noi, però c'è una progettualità nel Genoa. Qua non c'è niente. Qua non c'è veramente niente. A partire dalla dirigenza, che non ti dà ad oggi proprio sicurezze zero, sia per gli allenatori che verranno, sia per i giocatori che verranno. Ma che sicurezza puoi avere un presidente che ha almeno 2 o 3 allenatori a stagione? Che sicurezza ti può dare un Giulini che scarica tutte le colpe ai giocatori invece che avere qualche colpa? Perché ce l'ha la maggior parte delle colpe le ha sicuramente Giulini. Eppure, se vi ricordate nello scorso campionato, prima della partita contro l'Atalanta, Giulini scaricò tutte le colpe ai giocatori. E infatti i vari Farias e via dicendo ci sono stati almeno 2 o 3 svincolati che proprio hanno rescisso il contratto. Vedi Farias, vedi Oliva, Cristian Oliva se non sbaglio, adesso manco mi ricordo più. E tutti gli altri. E tutti gli altri. Benfica e Juve 3-1. Sì. 3-1. Porca Mazza. puttana. Allora si sta ragazzi, godendo. No, squadraccia, bene. ragazzi. Squadraccia. E finendo il discorso, vai. finendo il discorso, chi mi dice che Liverani ad oggi non debba essere esonerato, allora io me ne vado da YouTube. Con 1900 iscritti il mio percorso può essere finito qua, perché la soluzione, cioè come se io prendessi 4 in matematica, che cazzo devo fare per recuperare matematica? Dovrò studiare, oppure continuo a non fare niente? Quello che sta facendo il Cagliari. O fai qualcosa che può essere risolto nel più breve tempo possibile, e in questo caso l'unica soluzione sarebbe esonerare Liverani per risolvere a breve termine la situazione, perché non si può permettere il Cagliari di non raggiungere almeno i playoff, ok? Perché sarebbe un fallimento clamoroso, e stavolta, perché non è successo l'anno scorso, ma quest'anno devono andarsene tutti via calci per una cosa del genere. Cioè neanche raggiungere i playoff, devono andarsene via tutti.
tutti, dal primo all'ultimo, nessuno escluso. E per risolvere qualcosa non è che continui a non fare niente, continui ad accontentarti, perché qua vengono pure presi per il culo i tifosi, che sembra che ogni partita dopo partita, questi si accontentano di questa situazione. Cioè, che restano, gli piace sguazzare nella merda. O risolvi le cose nel breve termine, proprio nell'immediato, ok? Che in questo caso l'unica soluzione sarebbe Sonera Liverani, o continui a non fare niente. Però se continui a non fare niente, non devi pretendere che i tifosi vengano a sostenerti in casa e in trasferta, perché contro l'Ascoli i tifosi sono andati a farsi una bella gita. Solo che i giocatori se la sono andati a fare gratis la gita. Noi, i tifosi, avranno Magari speso gratis. ecco, i tifosi avranno speso una centinaia di euro per farsi quella trasferta. E concludo qua. Scusate se mi sono dilungato troppo. No, no, vai tranquillo. A questo punto io vi pongo una domanda in cui domanda secca e esigo una risposta secca, anche se me la immagino. Te, Tommy, praticamente hai già risposto, però se vuoi rispondi anche tu. Liverani va esonerato? Sì. Ok. No, cioè, per me, se si vuole rimanere in Serie B, no, lo puoi tenere. Nel senso, non penso che ci sia il rischio non voglio dire neanche di che cosa. Se l'obiettivo invece, ma è sia costruire qualcosa, che sia provare a salire subito, nonostante già la situazione sia, non sembra, ma la situazione è già abbastanza complicata. Ci sono profili diversi, secondo me, disponibili, però per me va assolutamente esonerato. Okay, perfetto, e ci sto come ragionamento, però io volevo portarvi poi a un'altra domanda. Ammettiamo che Liverani venga esonerato. Sì. Arriva un nuovo allenatore che sarebbe tra l'altro il terzo al libro paga del Cagliari, a meno che non ritorni Semplici. Se con un nuovo allenatore la situazione non cambia, qual è l'epilogo che vi immaginate? E soprattutto dopo il tifoso continuerà a dare sempre la colpa all'allenatore o incomincerà ad aprire gli occhi e vedere che qui gli anni cambiano, gli allenatori cambiano, ma la situazione rimane la stessa? No, beh, è chiaro, allora Tommy, rispondo prima io, ho deciso io. Va No, bene, no, te lo vabbè, allora concedo. è chiaro che in cuore sia mio che di Tommy c'è la consapevolezza, ma penso in realtà adesso non dico molti perché poi ogni giorno mi stupisco leggendo e sentendo delle cose, affermazioni false e disoneste intellettualmente, di certi giornalisti / tifosi del Cagliari, dopo magari vi lancio una frecciata. Però voglio dire, cioè, penso che buona parte della tifo ormai sappia che la responsabilità più grande è di Giulini e penso sia proprio una figura ingombrante. Tolto che non penso sia un simpaticone, cioè adesso, non so, non mi voglio esporre più di quel che so, però anche questo ambiente sempre compromesso, non penso sia una figura così simpatica il signor Tommaso Giulini. Poi magari se l'è anche creata con una gestione sportiva fallimentare, questa figura poco simpatica. Cioè io però è questo che dico, cioè se noi pensiamo che veramente ormai tutto quello che si fa non ha più senso di essere fatto, perché c'è Giulini, viene anche difficile fare video sulla cosa. Cioè io voglio pensare: "Ha segnato Gabbia, non ci credo". Che grande. No, dicevo, cioè se veramente noi pensiamo che sin quando c'è Giulini questa squadra può solo scendere oltre, e quindi però noi facendo così secondo me andiamo a togliere, non voglio dire che abbiano responsabilità pari a quelle di Giulini, ci mancherebbe, però così priviamo di ogni tipo di responsabilità chiunque lavori per il Cagliari, dai giocatori all'allenatore, perché se no viene difficile fare una qualsiasi considerazione sulla squadra, secondo me. Cioè per me è Però responsabile lo uno. pensiamo o è un dato di fatto? Io è lì che te voglio portà.
No, secondo me è un dato di fatto. È quello il problema. No, ma secondo me è un dato di fatto, però cioè è un dato di fatto, okay, ma, che abbia fatto dei disastri. Però, cioè io non è che posso non giudicare la prestazione di Liverani, l'operato di Liverani perché c'è questo presidente. Cioè lo so, è Quello è chiaro. un alibi sicuramente grande, però io voglio ancora pensare che il Cagliari venga guidato in campo dall'allenatore, quantomeno, e che quindi negli allenamenti non ci sia Giulini che gli dice come allenarsi. Io non lo so, cioè è chiaro che la situazione è gravissima, quindi voglio dire, io accetto ogni tipo di ragionamento e di visione perché è chiaro che a livello di società allenatore, perché cioè ormai cosa vuoi dire? Cioè ragazzi, siamo a un punto dove siamo a 5 punti dalla zona retrocessione, non dai play-out, dalla zona retrocessione. Cioè, e son 4 sconfitte in 10 partite e col Como hai pareggiato al 93esimo e col Cittadella hai vinto al 90esimo, cioè stiam parlando di 10 partite disastrose se ci pensate. Sì. Te Tommy, che ne pensi? Se rimane Liverani, dici? La No, nel domanda senso, se era... Liverani cambia e arriva un nuovo mister, ma la situazione non cambia, la situazione che si verrà a creare a Cagliari rimarrà sempre la stessa, ovvero della tifoseria che darà comunque la colpa all'allenatore, o magari la maggior parte incomincerà a aprire gli occhi? Beh, potrebbe anche essere che una fetta della tifoseria dia ancora colpa all'allenatore, ma vabbè, ovviamente il mio discorso fatto su Liverani non è neanche per dire che il principale responsabile è Liverani di tutti questi anni bui al Cagliari, è che è l'unica soluzione plausibile per provare quantomeno a fare qualcosa. Non dico che sarà la soluzione per risolvere ogni tipo di problema, è l'unica soluzione che puoi attuare per provare a fare qualcosa. Ehm, Però naturalmente penso proprio che le proteste contro Giulini aumentino in caso il nuovo allenatore non riesca a portare risultati. C'è da dire anche che Ivran, ripeto, non sta facendo assolutamente bene, questo è oggettivo. Le conferenze stampa peggiorano ulteriormente la mia visione sull'Iverani perché, ripeto, Bravo. non è veramente possibile che tu nel dopo partita ti metta a dire che abbiamo fatto un'ottima prova contro l'Ascoli, cioè in un campo del genere, in una cioè devi vincere contro l'Ascoli, senza se senza ma. Mi sono arrivati nei commenti così l'Ascoli a dirmi che li ho sminuiti troppo. Va bene, ok, vi ho sminuiti troppo, ma il Cagliari deve vincere contro l'Ascoli, cioè proprio Ma certo, non ma ci riesco, mancherebbe altro. non riesco a concepire come abbiamo fatto a perdere contro l'Ascoli. E il 2-1, il gol di Pavoletti all'85esimo, non salva la mia visione, che abbiamo fatto una partita orrenda. Ovvio. Cioè, se Liverani non deve essere esonerato così, io mi chiedo cos'altro debba fare per essere esonerato. Deve mettersi a petto nudo e girare No, intorno al sta campo prendendo contro in la giro. regina. Cioè, Lui sta prendendo in giro completamente la cioè ragazzi a livello di parole Liverani è Allegri, Cioè qua stiam parlando a un allenatore sì, che ormai è bravo, Allegri. bravo. Esatto, Per me bravo. Liverani è Allegri, il Cagliari e la Juventus è Liverani e Allegri. Cioè è un allenatore che dipinge una realtà tutta sua in uno stato di confusione mentale perché gli son successe certe cose, ma noi siam super comprensivi, però siam super comprensivi nel momento in cui ti rendi conto che non sei lucido, va bene, amici come prima, però ti levi dal cazzo. Cioè Ma per me infatti, le conferenze stampa anche lì, cioè io non lo so, cioè uno che dice che la partita di ieri è stata un'ottima prestazione, cioè che cosa vuoi dire? Ma anche perché così togli responsabilità ai giocatori. Cioè se tu gli dici costantemente che giocano bene a livello di all'esterno così, ma digli cazzo che abbiamo fatto cagare, che bisogna migliorare, che uno scempio, una roba del genere. Tra l'altro io ragazzi vi leggo questo commento che secondo me anche qui c'è della ragione, ovvero il problema è anche di chi doveva fare la differenza, i vari
Nandez un pochino, effettivamente è un problema. Rog è uno di quelli che, nonostante tutto, io mi sento di non criticare perché quello che Sì, può fa. La Padula è quello che secondo me più di tutti sta deludendo le aspettative, e Pavoletti che lascia il tempo che trova e dice chi per un motivo, chi per un altro stanno rendendo meno degli altri, posto che Liverani comunque non ci sta capendo un cazzo. Anche lì ci sono dei sì. problemi, Ti perché faccio una se provocazione, Miro. vai, vai. Sai che secondo me chi è invece il più responsabile tra questi 4? Secondo me è Chi? Nandez. Perché? Nel senso, io c'ho sempre avuto delle aspettative verso Nandez che mi sono state rese grandissime, non dalla mia. Io ho sempre preferito Rog e l'ho sempre trovato più forte di Nandez, ma allora, noi sappiamo, vabbè, a te piace tantissimo, ma sappiamo che a livello generale alla stampa Nandez è un giocatore che è sempre stato molto gasato, cioè poi sì, ha giocato bene, secondo me esageratamente, però è sempre stato molto fomentato. Ora, Mh-mh. se Nandez alla fine è stato ok, gli hai cambiato 10.000 ruoli perché lo spostavi da destra a centro, però è l'unico di questi che ha sempre giocato. Ha comunque giocato in zone anche nevralgiche, che voglio dire, se sei forte incidi, perché se tu giochi in zone dove passano palloni, cioè incidi. La Padula, non perché lo voglio difendere, mi sta anche antipatico tra l'altro, perché io rimango dell'idea che Robin Olsen gli mette le palle in testa 100.000 volte. Però quello che dico, la Padula, quando mai ha giocato come punta singola? Giocava sempre con uno che gli stava vicino, ma anche l'interpretazione di Falco. Vero. Falco gli deve stare vicino, non gli deve stare ala. Cioè, la Padula è uno che ha sempre giocato a 2 e quando ha giocato a singolo ha sempre fallito. Deve sempre avere dei giocatori che gli stanno vicini. Quindi anche lui ha sempre giocato da solo in moduli improbabili. Io non mi permetto di criticarlo più di tanto per questo. Poi, certo, le occasioni che ha avuto le ha sprecate malamente anche lui, sia chiaro. Anche perché l'unico gol che ha fatto col Benevento è stato pure a culo, perché lì, se non mi Certo, ricordo male, è Paleari che gli ha certo. regalato il pallone. Sì, 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 la deviata di tacco 1, poi è uscito male il portiere, insomma. Però Che vai, vai Tommy. tra l'altro Nandez è il giocatore che, bene o male, generalmente viene sempre buttato nella mischia. Lo sapete il mio parere su Nandez, che 2 anni fa doveva essere venduto senza se e senza ma, perché un giocatore così, portato indietro ancora, secondo me incide a livello di ambiente, a livello di spogliatoio, a livello di tutto. Un giocatore che da 2 anni a questa parte, è un giocatore che è già con la testa altrove. Secondo me, cioè, le parole, le dichiarazioni che ha fatto, le ha fatte per il semplice fatto che è stato messo nella circostanza in cui non ti ha voluto nessuno in questo calciomercato, nessuna squadra ti ha realmente voluto e preso in considerazione, di conseguenza ti devi mettere a fare la finta bandiera del Cagliari, ok? Come poi alla fine, perché poi Nandez non ha neanche rinnovato il contratto, a differenza di Bravo. Rog, a differenza di Pavoletti, perché Nandez sta facendo la finta bandiera. Avevo visto anche il TikTok, il video dove Nandez aveva risposto a dei tifosi in preparazione che sarebbe rimasto al Cagliari, ma semplicemente perché non poteva fare altrimenti. Cioè, l'unica soluzione che poteva fare in quell'esatto momento era, vabbè, mi prendo le lodi dei tifosi del Cagliari e mi metto a fare la finta bandiera. Nandez non c'è con la testa da 2 anni a questa parte. Mi dispiace dirlo perché è un giocatore che nel suo prime ho apprezzato tantissimo, ma ad oggi è un giocatore che purtroppo toglie spazio a centrocampo. A centrocampo siamo pieni e zeppi di giocatori e possiamo giocare tranquillamente con una miriade di altri centrocampisti. Ad esempio, perché Viola non viene messo regista? Visto che proprio Liverani è stato lo stesso che l'ha voluto, eppure Viola è sempre in panchina. Però è l'unico regista che abbiamo, effettivamente. E sono il primo a dire che Viola sarebbe molto più utile da mezzala, perché ha un tiro incredibile e sicuramente a livello di conclusioni, di occasioni da gol, sarebbe molto utile in quella posizione. Ma siamo costretti a doverlo mettere regista per forza di cose, perché è l'unico regista che abbiamo e non lo facciamo neanche giocare. Kurfalidis, Lella, che sono giocatori che devono avere minuti, devono avere bisogno di avere minuti nelle gambe,
perché l'esperienza non la fai sicuramente in primavera, ma la fai in Serie B. Anche perché appunto quest'anno che siamo scesi è l'unica ragione per il quale dovrebbero a maggior ragione utilizzare i giovani, e non lo stiamo facendo anche quest'anno. A me tra questi 4 nomi quello che mi sta deludendo di meno è sicuramente Nandez. La Padula e Pavoletti sono il primo a criticarli assolutamente, però è anche vero che come abbiamo detto tantissime volte anche noi, per una questione di modulo e per una questione che gli esterni alla fine sono trequartisti. Adesso sta giocando l'Uvum in queste ultime partite, però prima giocavamo con Mancosu e con Pereiro o Falco dall'altra. Falco è un esterno, ma Pereiro non è un esterno e neanche Mancosu è un esterno. Giochiamo con questi due esterni che non riescono a fare, e neanche i centrocampisti riescono a far passare la palla là in attacco. Uno, perché giochiamo sempre con lo stesso modulo. Due, perché giochiamo sempre con lo stesso stile di gioco. La palla deve passare per forza agli esterni, mai che c'è una verticalizzazione, mai che c'è magari un'azione costruita centralmente, perché siamo una macchina copia e incolla. Cioè, bastano 2 secondi ai match analyst delle squadre avversarie per studiare il Cagliari e per respingere i suoi attacchi, tra molte virgolette. Quindi la Padula e Pavoletti, va bene, non stanno incidendo, però anche è vero che gli arrivano veramente pochi palloni. E non mi capacito di questa cosa, che alla Padula arrivano palloni alti e a Pavoletti palloni bassi. Al contrario, non ho capito perché a Pavoletti devi dargli palle basse e alla Padula palle alte, quando dovrebbe essere il contrario. Lì c'è proprio un problema allucinante, perché per esempio, prendendo come spunto la partita di ieri, io vedevo che quando andavano o Carboni o Luvumbo o Di Pardo a crossare, facevano cross a metà altezza quando c'era ancora Pavoletti come prima punta, che è una cosa che ha veramente dell'assurdo. Comunque condivido anche il discorso che ha fatto l'Eccelso, però rimango dell'idea che effettivamente tra tutti, secondo me Nandez è quello che sta deludendo di meno. La delusione più grande per me è la Padula, ma lo dico dopo aver visto per esempio la partita con il Brescia, perché vedere giocare Luvumbo prima punta in quella maniera, con una cattiveria agonistica allucinante, che se non gli arriva il pallone lui se lo va a prendere, e la Padula che invece passeggia lì nel campo con qua cazzo de magliettina dentro i pantaloni che non si Quello è vero. regge. Vero. No, Quello è vero. dai, non ci sto. Sì. Cioè, sei una prima punta, se non ti arrivano i palloni e tu paradossalmente ce la dovresti avere nell'indole la cattiveria agonistica, te lo vai a prendere il pallone. Non rimani lì nella tre quarti avversaria a cazzeggiare, a passeggiare. Ma che cazzo è? Senti, ma Miro, cosa vogliamo dire a quelli che dicevano che l'Uumbo non andava bene, che era troppo rischioso puntare? Vogliamo contare le vittorie stagionali in quanto è inciso l'Uumbo? Ma lasciamo perdere. C'è ancora gente che dice che la primavera non va sfruttata, che i giovani non vanno usati. Sì, ma infatti si vede i risultati, no, poi di questa gestione. Cioè, a me la cosa che fa più rabbia è vedere gente che ancora accetta questa cosa. Cioè, capisci, è questo che non è accettabile, che mi fa nervosire pesantemente. Pure a me perché cazzo, abbiamo un settore giovanile della Madonna, toccherebbe sfruttarlo. Cioè, se no che senso c'ave la primavera? No, ma Non... infatti, no, ma noi chiudiamo, possiamo gentilmente chiudere la primavera? Sì, Possiamo gentilmente chiuderla? a Perché sto punto non ha conviene. senso. Per rinforzare l'Olbia, praticamente. A questo punto Sì, facciamo la primavera dell'Olbia e la chiudiamo Ah, tra là. l'altro ricordatemi poi dopo che vi devo dire, mi ha scritto un giocatore del Cagliari. ok. Vi dico Dopo te lo chi. ricordiamo. Allora, Mm. Cioè, anzi, facciamo una cosa, e dopo vi dirò chi è off live. Secondo voi chi è? Un nome a testa? secondo me è Carboni.
Tommy? Curfalidis? Va bene, dopo vi dirò. Ok, Perfetto, solo noi lo sapremo. Avremo il segreto di perfetto. Moldor. Voi ragazzi non saprete un cazzo. Ce lo teniamo tutto per noi. Certo. Intanto vi faccio vedere un commento su un giocatore che nomina Ciccio, che secondo me ha degli alti e bassi clamorosi, che è Macumbu. No, basta Macumbo. Macumbo è un altro amico delle guardie, lo odio. No, è veramente Oh, un... secondo me è un giocatore tecnicamente eccezionale, ma che Sì, deve quello capire che non sì. c'è solo lui in campo. Perché quando incomincia a fare quei giochetti, dribbling, tacchi, cazzi e mazzi, Esatto. cioè, No, io lo odio. Può Io farlo un faccio... esterno, ma non può farlo un giocatore. Se vieni messo un regista in un 4-3, i giochettini del cazzo, non li puoi fare. Un bravo regista, un bravo Emiliano, quello che fa 3 tocchi massimo. 3 tocchi massimo. E deve Anche scaricare qui subito la palla. siamo di fronte di nuovo a un altro equivoco, cioè come quando Marin venne preso e veniva fatto passare come regista. Cioè, Regista, esatto. ragazzi, ma Kubo anche qui le prime partite al nostro regista, ma io mi ero permesso di dire, ma questo qua non recupera un pallone manco per sbaglio, perché Macumbo, cioè, è un grissino al turno 87 che ha paura del pallone, cioè lo vuole tenere tra i piedi, ma ha paura di andarselo a riprendere. Non è uno che dici, ah, così grosso che non vede l'ora di spaccare le gambe, ma non no, fa legna. ha paura di fare contrasti, perde una quantità di inerzie, di tempi di gioco. Cioè il Cagliari, se tu hai un contropiede e hai 3 attaccanti contro un difensore e la palla ce l'ha Macumbo a impostare il contropiede, tu sai già che il contropiede non lo farai. Perché Macumbo prima deve toccarla 10 volte, poi vedere se ha un po' di merda sullo scarpino, pulirsela. Cioè, no, ma è una cosa terribile. Per me è terribile Macumbo. Mi dispiace. Ma perché? Perché non deve giocare lì. Poi io vorrei capire se è anche una mezzala, perché mi stanno venendo dei dubbi anche che sia un giocatore valido, ma anche lì, ma qual era la necessità di prendere un giocatore del genere che non è né carne né pesce e non prendere un mediano forte di interdizione, visto che avevi 2 mezzali forti che potevano spingere, come Rogge e Nandez, no, volendo. Ma o Curfari, quel che vi pare. Ma perché non hai preso un mediano che ti faceva la fase di interdizione da solo? Ma ce ne sono una marea in giro. Niente che non hai piedi, hai 2 mezzali forti che la palla la sanno toccare, che hanno gli inserimenti, hanno gli strappi. Ci metti un cazzo di gigante che sta lì e prende tutte le palle e bomba. Ma io non ho capito questa scelta di Macumbo, onestamente. Tra l'altro, Vai, io vai. adesso vi voglio far vedere questa immagine che l'ho messa nelle stories su Instagram e di Bologna-Cagliari, che rappresenta Ok. proprio il gioco splendido da parte di Liverani. Arrivo, eh? Ditemi voi se è normale una cosa del genere, che puoi giocarla tranquillamente sul difensore centrale per far girare palla e invece no, preferisci spazzarla come un cane, che va bene che sia Aresti e che ti hanno appena preso dai musei egizi, ti hanno fatto uscire dal sarcofago, va bene, ok. Obiettivamente no. Ok, che poi tra l'altro ha fatto anche un'ottima partita, a parte quel paperone, però Sorvoliamo il gol cioè, annullato in fuorigioco esatto, perché sì, però ci ha veramente salvato e per un portiere che non gioca dal post seconda guerra mondiale è veramente tanto. Però cioè, fa proprio capire il gioco di Liverani che, come dicono i miei video, è la foca così, la foca del circo che alza continuamente il pallone. Questo siamo noi. Alziamo alla cazzo del cane, invece di giocare palla a terra, con calma, puliti, no. E lanci lunghi a manetta proprio, cross, ma sempre le stesse cose, sempre le stesse cose. Io ormai non riesco più a sorprendermi delle cagate che facciamo, perché sono sempre le stesse, e quindi... Come Miro sta invecchiando bene? Che vabbè, sto invecchiato per qua stai so il più invecchiando vecchio. bene. Ho capito, però. Eh. Ah, tra Comunque, l'altro, vai, vai. io a fine novembre devo andare a Roma, perché scende mia sorella, deve ottenere il visto a Roma, scende dall'America perché deve vivere direttamente lì e quindi ne approfitto un paio di giorni. Vado a Roma. Se Bravo! poi dimmi dove stai che magari ci becchiamo. Top.
Così Perfetto. sono già pronto, guarda, prego, mi Miro. prendo i Miro, ti pugnali. prego, lo puoi paccare? Solo mondo pacco. Solo mondo Guarda, pacco. la Pacco tentazione solo a ce te l'ho. io. Allora ti prego, allora, il giorno in cui lui ti dirà che viene, tu convincilo, ma lo devi convincere proprio pesantemente che andrai con lui, poi mi scrivi, mi dici: "Senti, mi serve una supercazzola, te la trovo, gliela mandi e si merita una paccata devastante." Ma proprio da soffrirci. Va benissimo, sarà No, anzi, fatto. Miro, andiamo in serata, così l'Eccelso impazzisce incredibilmente. Andiamo all'opera in serata. Va bene. Vero, Matti? Certo. Allora, io intanto vi volevo fare una domanda che ci fa Marco Carboni, ovvero l'avevamo fatta anche sulla tua live, Matti, e la rifacciamo anche qui. Con questi giocatori che abbiamo, chi fareste scendere in campo e con quale modulo? Stavolta però, visto che mi gira il cazzo, comincia Tommy. Allora, sicuramente è un problema l'infortunio di Goldaniga perché certamente è un giocatore importante, era un titolare che avrei sicuramente messo. Ma nonostante tutto io mi sento di confermare, come aveva detto Matti, la difesa a 3. E di fare un no, beh, è un modulo un po' pazzo, alla Juric, però un 3-4-2-1 a me intrigherebbe parecchio. Ok, Intrigherebbe veramente tanto. Allora, ti dico, no, anzi io farei giocare Aresti, ok. farei giocare Aresti. Poi Obert, Altare e il terzo centrale mettiamo Capradossi perché Goldaniga purtroppo Quindi c'ha altare proprio l'ho fatto. centrale, Obert centrosinistra. Ober centrosinistra e Capradossi centrodestra. Farei così. Ok. Poi ti dico a centrocampo Viola sicuramente, magari mezzala a sinistra Mm? e, e mezzala a destra ti dico tra i due Macumbu, cioè se devo scegliere tra De Jong e Macumbu ti dico Macumbu e magari esterno destro Nandez forse renderebbe molto di più e ci risolverebbe anche il problema sulla destra che Zappa e Di Pardo sono veramente osceni. Magari Nandez da quella posizione riesce anche a renderti meglio perché magari riesce a farti sia la fase difensiva che la fase offensiva. Poi che Nandez, ripeto, non c'è con la testa, è un dato di fatto, però preferisco un Nandez 100, anzi 1000 volte un Nandez con la testa altrove piuttosto che Zappa e Di Pardo. Assolutamente. E sulla sinistra premierei Carboni, sinceramente. Mamma mia, De Ketelaere, porco. Ha sbagliato rigore? No, ma cioè, si è mangiato un gol, vabbè, andiamo avanti. Poi Luvumbo e Falco, perché a questo punto anche Falco comunque Zio in queste ultime Piero. partite mi sta piacendo, mi sta convincendo e era un giocatore che non avrei mai preso, però comunque Falco ad oggi ce l'abbiamo ed oggi è il giocatore uno dei più in forma per proprio essere più buoni, più generosi possibile e prima punta metterei tra i due la Padula sicuramente, tra Pavoletti e la Padula. Ora tocca all'Eccelso, però Eccelso, prima che lo dici, c'è un commento appositamente per te, di una Sì, persona che tu hai molto a cuore, tra l'altro. certo. Grande Cubi, un bacione. Ciao Ma Gubi. sì, assolutamente sì, anzi a maggior ragione. Cioè, per me guardate, cioè, il Cagliari mi sa di squadra a tratti un po' miracolata, cioè nel senso che è una squadra che fa così schifo, che sia ancora in Serie B, che sia ancora, che non mi debba ancora spendere obbligatoriamente 3 euro su OneFootball, se no non me la posso vedere. Mi sa di grazia divina, no?
Quindi sì, assolutamente sì. Per me, cioè, io l'ho detto da subito prima di iniziare il campionato, per me il Cagliari arriva ottavo ai playoff e poi ai playoff di Riffo di Raffa riesce a salire. Cioè, almeno questa è una speranza, chiaramente, sia chiaro, cioè è un pronostico misto a speranza. Ecco, si dovesse tenere l'andamento attuale non ce la si fa. Non ce la si fa. Ok, mo vogliamo la tua formazione però. Ma allora, la mia formazione però vi metto un qualche pepitage un po' provocatorio, se no, cioè, voglio dire, Certo. tanto la mia formazione è il 3-4-2-1 come già sapevi, come già avevo detto. Ecco, allora la difesa, purtroppo non c'è Goldaniga, proverei una difesa, vabbè, in porta Radunovic, a sinistra Obert, centrale Dossena, centrodestra Altare. E sono contento perché adesso posso dire con certezza, perché io l'avevo consigliato nel mercato perché l'avevo visto con la primavera dell'Inter e mi era piaciuto un sacco Carboni, veramente tanto. L'ho visto adesso che è entrato in condizione, ragazzi, secondo me è un terzino di tutto rispetto. Cioè ieri con l'Ascoli per me ha giocato molto bene. Per me è una certezza, io lo metterei lì come quarto a spingere, che poi col difensore dietro che gli copre magari riesce anche a sfondare di più. Come 2 al centro Gol di metterei... Leao comunque. 2-0. Gol di Ma Leao. cazzo, me la sto vedendo qua, non me lo dire, pezzo di merda. È Mamma 4-1 mia, Benfica. È che 4-1 gol, Benfica adesso. che gol Rafa, che gol Rafa. Giocatore più forte del mondo, ragazzi, guardate il futuro pallone d'oro. Mamma mia, vabbè. No, no, che... Vabbè. Smettila, sto facendo il mio intervento. Allora, poi a centrocampo dipende dalla partita, però capito, cioè allora, il problema di questa squadra è che non c'è un regista, no? Quindi ovviare il problema, io ovvierei levandolo. Cioè leviamo proprio la figura ingombrante del regista, 2 centrocampisti centrali. Ricchi saluti, boh, ma poi cioè, voglio dire, è chiaro che magari metti sta formazione e perdi 5-0, non lo so. Io non lo posso sapere che automatismi possono avere in quanto li possano prendere. Quindi Rog più qualcun altro lì, a destra vi dico Zappa perché voglio provocare Miro, quindi Nandez in panchina. Ok. E sulla tre quarti, poi anche lì non è che per forza un 3-4-2-1, io metterei Luvumbo che secondo me può fare tranquillamente la seconda punta, i movimenti da punta ce li ha. Sì, sì, lo so che perde 4-1, scusate. E... Vabbè, Luvumbo come seconda punta, prima punta la Padula ad oggi e a destra De Sogus. Dico De Sogus anche se non c'è, anzi, punto di domanda vi faccio. Ma scusatemi, ma per prendere Milico, che è un'incognita, ma perché non hai tenuto De Sogus? Che era Non aveva lanciato, senso. coccolato Esatto. nell'ambiente, Esatto. arrivava da un gran precampionato. Ma questa è una cosa che io non mi spiegherò mai. Bravo. Ma avessero preso l'ala Tramoni, che ce l'avevi? Tramoni, la migliore ala dell'anno scorso. Ma vi rendete conto che mercato è stato? Ma è stato fatto veramente un mercato. Allegri come Liverani, bravo Nicola, abbiamo detto anche inizio live. Esatto. Allegri è Liverani e Liverani è Allegri. Sì, sì. Sì, praticamente hai fatto un calciomercato che dovevi fare, nel senso dovevi togliere tantissimi giocatori che poi si sono rivelati dei brocchi assurdi, però l'hai fatto li hai rimpiazzati nel modo sbagliato, nel modo più sbagliato possibile, e alcuni non li hai neanche rimpiazzati, non li hai proprio rimpiazzati a livello numerico, a livello di giocatori che si è andato a prendere. Sono stati presi 4, ripeto, giocatori che ha già allenato Liverani, che per forza di cose io non ci credo che Giuni sia svegliato la mattina e abbia preso questi 4 giocatori perché gli andava. Potevo capire con Mancosu, ma con gli altri 3, anzi anche la Padula, potevo capire anche la Padula, ma Falco e Viola è proprio palese che li ha richiesti Liverani, soprattutto Ma secondo me Falco. c'è stato anche un incontro magari delle esigenze, cioè nel senso che Mancosu in quale esigenza rientrava però? Sì, infatti. no, scusa, Miro, Miro, Lo Aia, sai che io ti in Miro, devo andare difficoltà, contro de contratto? in difficoltà. allora, no, mancò sull'esigenza di prenderlo, dici? Che Tu hai esigenza detto che c'era? magari c'era qualche esigenza. No, ho sbagliato termine. Non esigenza, com'è che si dice? Ci sono venuti incontro
le due parti, nel senso, Liverani lo voleva, io Mancosu è un acquisto che non rifarei, nonostante ha fatto 9 partite dando tutto, ma è un acquisto senza senso, folle. Se tu vuoi fare il 4-3 è folle acquistare Mancosu, è Esatto. folle, e nessuno ne ha parlato, è solo perché faceva il gol, ma Mancosu ha dato tutto, ma non è il suo ruolo, non salta un uomo, manco a pagarlo, ma giustamente a 35 anni, ma non li ha mai saltati gli uomini, è uno che ha il piede. Attenzione, Sex Chat 69, Miro. Non lo so, non pensavo arrivassero mai bot da me su YouTube. Miro, che schifo. Miro, blocca subito. Miro, Vai, no, quindi blocca capito, utente. voglio dire, magari Liverani per qualche strano motivo gli chiedeva dei certi tipi di giocatori, no? E la società gli ha preso i parametri zero, quelli che c'erano. Cioè, questo intendo. No, voglio dire, cioè, ho difeso anche un po' Liverani, magari lui voleva anche qualcos'altro, però c'erano quelli lì a parametro zero, gli hanno dato quelli. Però ripeto, cioè, ma scusatemi, ma in quale mondo tu dai via Matteo Tramoni e ti prendi Mancosu? Cioè, ma è folle, ma è folle, è folle. Infatti è lì il problema, è lì. Specialmente se tu, a parte che nei Tramoni c'era uno che giocava come esterno barra ala e quindi lì ancora più del folle perché poteva essere usato da Liverani. Però tu Sì, dai ma via guarda che in realtà una... tutti e due potevano giocare da ali, comunque, tutti e due. Forse Lisandro io lo vedo più trequartista che Sono ala. d'accordissimo con te. Sì, sì, Però, però cioè, vabbè. tu mi dai via un trequartista e un'ala e mi vai a prendere un giocatore trequartista di 30 anni e passa che tu poi vai a far giocare come ala e non ha le caratteristiche per poter giocare in quel ruolo. Sì, è assurdo. Cioè, e nonostante tutto, Mancosu sta facendo anche più di quello che io mi sarei Sta aspettato, eh. overperformando e infatti si è Sì. rotto. Cioè, vabbè, ma Vabbè, ma è fisiologica la cosa. Comunque chiaro. sta facendo uno sforzo sulla fascia immane. Sì, gioca all'altezza del terzino e deve ripartire. Idem Luvumbo contro il Genoa, che la colpa era di Luvumbo. Che c'erano i commenti, hai visto? Luvumbo oggi ha fatto il titolare, hai visto? I commenti erano subito, hai visto? Qua ognuno vuole aver ragione, ma non è si tratta di aver ragione, cioè il calcio di oggi tira in un certo senso il valorizzare i propri giovani, rivenderli e fare un progetto sostenibile per le realtà piccole che hanno non troppe disponibilità economiche, questa è la realtà. Il Cagliari ha la fortuna barra bravura di aver avuto, perché adesso da rivedere, una primavera di super livello, però ha il grandissimo demerito di non utilizzare. Cioè, io veramente, secondo me, c'è veramente da mangiarsi le mani, perché occasioni del genere non ti ritornano di avere quel materiale umano da Esatto. sfruttare. Esatto, infatti io Nico, guarda, noi in Mancoso non lo stiamo discutendo per l'abnegazione, perché quello nessuno l'ha negato, Certo, no, no, stiamo discutendo l'intelligenza della mossa di portarlo di nuovo a Cagliari, che secondo me Esatto. ti lascia molto molto perplessi. A questo volevo ringraziare Marco che mi dice sto sempre più saggio, invece ogni vero, anno che passa sto sempre più vicino all'orlo della morte. con Io questo volevo chiedervi, anzi Federico ce lo chiede per tutti e tre, che è una domanda che mi sono fatto anch'io, perché prima di solito succedeva l'inverso. Perché da quando c'è Giulini sostanzialmente i giocatori arrivano a Cagliari e fanno schifo e poi quando vanno via diventano buoni giocatori? Perché noi abbiamo visto nell'epoca Cellino, per esempio, uno tra tutti, Acquafresca. Acquafresca a Cagliari era un fenomeno, andava a Bologna, a Terni o a Levante Faceva a e era cagare. sparito. Esatto. Esatto. Gedà, Lazzari, sì. Madri, ce ne stanno tanti. Perché ora succede l'opposto? Rispondo io e stai zitto, Mattia. Che prima ti avevo dato io il consenso di poter parlare, No, no, adesso parlo io. va bene, io Adesso prendo parlo io. nota. È Va troppo bene. autoritario, eh? Ok, va Prendo bene. nota. Acqua Fresca, l'avevo intervistato nella quarantena 2020. Ero Mhm. rimasto colpito che lui, nonostante non sia sardo, non sia di Cagliari, lui comunque è a casa vicino a Cagliari, forse a Quarto se non La moglie è sbaglio. sarda. La moglie è sarda e comunque lui si sente sardo doc 100%. Mhm. Perché adesso questa voglia di giocare a Cagliari, questa voglia di
anche dopo aver lasciato Cagliari, tornare comunque in Sardegna, tornare a sentire il calore del pubblico, perché adesso questo... Calcio di rigore per il Milan. Tommaso, sei pregato di non spoilerarmi se lo sbagliano o meno. Va bene, va bene. Grazie per avermelo detto. E quindi l'ambiente semplicemente è proprio la risposta. È la risposta. Perché adesso un Simeone a Cagliari fa cagare, poi va al Verona e fa una stagione epocale, lo prende il Napoli e al Napoli si rivela un giocatore estremamente utile alla partita in corso? Posso fare l'esempio di Simeone, come posso fare anche altri esempi. Esempio di Vicario, che è stato poco considerato e invece Fischia, poi certo. all'Empoli adesso è un giocatore praticamente conosciuto anche a livello proprio nazionale, è stato convocato in nazionale da poco. Questione dell'ambiente, l'ambiente è cambiato nel corso di questi anni, è diventato sempre più viscido, non è l'ambiente, cioè non è il termine corretto. Tossico. Però tossico. Viscido! Tossico. Non so perché, ma mi è venuto viscido. Ambiente tossico. Un ambiente che non giova né allo stesso presidente, che non so perché non se ne va, non ho capito ancora perché cacchio ci resta ancora qua al Cagliari, l'allenatore, i giocatori, non ne giova nessuno, ma gli stessi tifosi. Cioè, pensate che io abbia questa grandissima voglia, cioè non vedo l'ora che gioca al Cagliari, mamma mia, adesso lunedì sera alle 20:30 sono appena tornato dall'allenamento, non vedo l'ora di guardarmi il Cagliari. Se non fosse per il canale, non so con quanta voglia avrei guardato e con quanta attenzione avrei guardato sono il d'accordo, Cagliari. cioè io non avessi le live dove chiacchiero sostanzialmente con la gente in chat, perché la partita poi ma infatti tu hai un culo incredibile da questo punto di vista. Sì, Io non avendo manco la live, io da brutto stronzo quale sono, devo stare attento, devo guardare la partita, perché poi ci dovrò fare il video dopo. Non è che dico 2 cagate campate per aria. terribile. Quindi è proprio un periodaccio per noi che facciamo video su YouTube. È proprio io però vi un'agonia. devo fare una provocazione. Vai. Non una provocazione, allora voglio prendere questo momento di visibilità per mandare una... Oh, grazie. Allora, ieri mi sono imbattuto... Aspetta, è entrato qualcuno. È entrato papà. È entrato papà. È pelato? Ciao Buonasera. Ciao Ciao a tutti. Ciao a tutti ragazzi, buonasera a tutti. Andre, bello De Castro. Scusa Andre, ma io ho una cosa in sospeso, perché Miro, vai, ti ridò la 1, vai. Grazie. Allora, ieri è successo che purtroppo, finita la partita, ho avuto la bella idea di imbattermi in, non dirò il nome, ma in, diciamo, un giornalista che ha usato la sequenza... Che succede? Che è? Miro? Tutto bene? Che c'è? Ah, no, scusa. Ho sentito, mi sembrava mi parlassi, Miro. Guarda, muto tutti così ti si sente solo a te, vai. Grazie. No, allora, no, dicevo, ieri questo giornalista se ne è uscito dicendo che Liverani purtroppo era usato solo come capro espiatorio, perché sin quando nel Cagliari giocherà gente come Altare, i risultati saranno questi, e che Altare viene fatto giocare per dar credito, per rendere, per dare un senso al progetto Cagliari Olbia. Ma ci rendiamo conto della disonestà, della falsità, della meschinità, della volgarità e dell'offensività di queste affermazioni? Ma ci rendiamo conto? Ma è veramente, ma un'affermazione, cioè in una partita dove non si tira in porta per 88 minuti, dare la colpa a Giorgio Altare e poi mettere nelle pagelle cos'è che ha scritto? Ha scritto che fa
Ha scritto una cosa che fa, così, che fa saltare Liverani, che fa impazzire Liverani. Non ho ma chi che fa impazzire? Ma Liverani si fa impazzire da solo, ma mica Altare che lo fa impazzire. Cosa dici? Ma Secondo me attaccarsi adesso Altare è un po' assurdo. Cioè, Sì, non penso credo... che sia l'ultimo dei problemi, insomma, Sì. anzi, tutt'altro. Cioè, No, oddio, vabbè, diciamo, nel senso è chiaro che nella dinamica magari del rigore, rivedendolo, si può sì, dare una responsabilità al fatto che Altare e Capradossi non abbiano coperto ottimamente Radunovic nell'uscita, va bene, però insomma il vero problema, penso che ne abbiate parlato, immagino, no? Intuisco in questa ora di live che abbiate parlato del fatto che il Cagliari non ti rimporta praticamente, non crea occasioni. Io penso che il problema importante sia questo, poi sulle cause avrete già ragionato, avrete già detto. Effettivamente una cosa che devo riconoscere a tanti che hanno scritto sotto il mio video, e li devo riconoscere, e un po' l'ha detta anche Miro nel suo video post partita che ho visto oggi, il fatto che non è possibile che sia sempre colpa dell'allenatore. È una storia che effettivamente va avanti da 8 anni a questa parte, e da 8 anni a questa parte non a caso insomma c'è appunto c'è stato un cambio di gestione, insomma c'è un nuovo presidente, cioè si è creato effettivamente a Cagliari, come qualcuno ha detto, un ambiente talmente malsano, non come un tempo dove Cagliari era un'isola felice, dove appunto la gente arrivava, cresceva, poi chiaramente andava via perché giustamente le ambizioni personali, insomma ci stava, no? Da questo punto di vista, però sicuramente di Cagliari se ne parlava sempre un gran bene, cioè se un giocatore veniva intervistato e ripensava alle esperienze di Cagliari ne parlava un gran bene, cosa che invece ultimamente non sta succedendo. Ci sono tanti giocatori che sono andati via da Cagliari con il dente avvelenato. Ne potremmo fare diversi nomi, Simeone, tanto per dirne uno, e tanti altri, insomma. C'è Godin, giocatori Caceres. Godin, Caceres, insomma, giocatori che, ma lo stesso anche Nainggolan per certi aspetti, no? Nainggolan, lo stesso Nainggolan, lasciate perdere il fatto che Nainggolan sia una testa calda e tutto il resto, però Nainggolan, lo sapete perfettamente quanto è legato al Cagliari, insomma, alla fine per colpa di Giulini cioè, è dovuto andare via e non è potuto tornare, insomma. Quindi io credo oggettivamente che sì, sicuramente De Verani ha delle responsabilità clamorose, perché con il materiale umano che ha a disposizione non è possibile che non riesca a far rendere questa squadra, questa è la mia opinione, però ci deve essere chiaramente un problema ancora più profondo, probabilmente legato all'ambiente che c'è a Cagliari ormai da anni. È un ambiente malato. Un ambiente Sì. malato, e da esternamente noi come tifosi, come qualsiasi tifoso, non saremo mai in grado di capire veramente le reali motivazioni. Cioè potremo stare qui a ragionare su tecnico, giocatori, massaggiatore e quant'altro, ma secondo me c'è qualcosa di molto più profondo che non capiremo mai. Cioè, questo lo dico, cioè, io sono arrivato oggi dopo 8 anni alla conclusione che non capiremo mai qual è il virus, di che cosa è affetto il Cagliari Calcio, la società Cagliari Calcio. E l'unica soluzione, secondo me, lo ripeto ancora una volta, visto che l'abbiamo detto in estate, è che Giulini vada via, perché almeno forse troviamo il modo di guarire da questa malattia, perché è una cosa che ci portiamo dietro da ormai da anni. Sì, da quando Giulini è salito in presidenza. Esatto, io parlo proprio di ambiente, cioè vi sembra normale che anche la situazione che abbiamo vissuto l'anno scorso, no? Cioè Agostini e Conti, che sono due bandiere, che alla fine Conti è costretto a mandare a fanculo Agostini, cioè nel senso, e poi Conti che si deve dimettere perché probabilmente non ce la faceva proprio nei confronti della sua coscienza, no? Cioè diceva no, non posso accettare una cosa del genere. Cioè non è una cosa normale quella che è successa l'anno scorso, e non sono cose normali quelle che sono capitate in questi 8 anni, e probabilmente tante ci siamo anche dimenticate, talmente sono state tante, capito? Perché sono veramente, cioè la lista credo che sia lunghissima, per cui ragazzi io sono veramente scoraggiato, lo dico sinceramente. Ieri nel mio video parlavo di Serie A, no? Legato al fatto che con questo ritmo non puoi pensare appunto di andare in Serie A, ma come ha detto probabilmente qualcuno di voi, sempre lo stesso Miro, cioè in Serie A cioè dimentichiamoci la Serie A veramente, perché di questo passo veramente già tanto se manteniamo la categoria, cioè. Esatto, bravo.
Esatto. Cioè, non mi ricordo a questo punto, anzi, ve lo dico subito, a questo punto, ammesso con tutte le differenze del caso tra la categoria, il tipo di giocatori, eccetera, però l'anno di Rastelli perdemmo, vediamo un Avevamo po' perso quanto... 2 nelle prime 10. Sì, quello Perdemmo sì. col Pescara, col Novara e basta. Sì, le prime 10, 20 gol fatti, mi sembra, 9 subiti e appunto 6 vittorie, 2 pareggi e 2 sconfitte. Tra Sì, l'altro, hanno fatto... sì, tra l'altro perdemmo col Pescara, me lo ricordo, con gol di Lapadula a Pescara perdemmo. Sì. Non ricordo onestamente. Sì, io me lo ricordo, a Novara con un gol di Novara Uruguay. l'avevo vista 1-0. Sì. Una partita, ma cioè, io veramente anche col Novara l'ho visto perdere, che scempio. Vabbè, però cioè, già quelle 2 sconfitte le posso 4-0 del giustificare. Vabbè, Sì, ma ragazzi, il discorso è, le puoi giustificare, cioè te potresti anche giustificare le 4 sconfitte, no? Faccio un esempio, le 4-5 sconfitte. È sempre, cioè ragioniamo sempre sulle stesse cose, è il modo in cui maturano le sconfitte. Esatto. Cioè, la partita di ieri, e ovviamente al di là del fatto che ormai abbiamo capito che Liverani è un disco rotto, è un disco incantato, sia nelle conferenze pre-partita e nelle conferenze post-partita ancora di più. Cioè, una partita come quella di ieri non mi puoi dire abbiamo dominato solamente per 2 episodi, a parte che gli episodi comunque sappiamo che comunque decidono le partite, cioè ormai questo lo dovrebbe sapere anche il bambino dei 5 anni, per cui sì, ok, abbiamo perso per 2 episodi, mettiamola così, per 2 regali più che per 2 episodi, ma nessuno ha fatto una domanda a Liverani, io credo che nessuno l'abbia fatta, ma cioè non abbiamo fatto un tiro in porta, cioè il gol di Pavoletti è nato perché anche l'Ascoli ci ha voluto fare un regalo. Sì. Dopo che li avevamo fatti noi 2, perché non abbiamo fatto un tiro in porta. I tiri che abbiamo tentato di fare, uno di Falco che ha avuto una grande occasione su una sponda di Pavoletti, per uno come Falco da quella posizione poteva far meglio, ma è comunque finita in curva o comunque un po' alta sopra la traversa, e poi l'azione quella sulla destra col cross di Nandez e il colpo di testa, se non mi sbaglio, di Rog centrale. Basta, io ricordo questo. Cioè, in 96 minuti col pallino del gioco, col dominio di cui si è vantato Liverani, è questo la produzione offensiva del Cagliari, con passaggi orizzontali, quando proviamo a verticalizzare siamo fermi, immobili, i difensori capiscono già quelle che sono le nostre intenzioni, cross tentati, sballati, imprecisi, cioè questo quello che Liverani prepara in settimana? Cioè, è la domanda che mi sono posta io nel video di ieri, cioè se questo è il massimo che lui può ottenere da questi calciatori, la porta è quella, cioè nel senso, perché comunque oggettivamente delle responsabilità lui ce le ha, perché comunque ragazzi, cosa fa in settimana? Cioè cosa fanno in settimana? Si allenano per questo? Cioè io non ci credo, ma il cioè non ci problema credo è che che siano per questo, perché sembra che non si allenino, cioè sembra che loro si riuniscano il giorno della partita. Bravo, esatto, sembra veramente tutto un'improvvisazione, cioè le giocate che vengono fuori, anche le poche giocate che vengono fuori sono giocate individuali di Luvumbo che magari ti salta l'uomo perché è veloce lui, tecnicamente non è bravissimo, ma comunque compensa molto con la dinamicità, con l'esplosività. E poi giocate casuali dove magari c'è la qualità del singolo, dei singoli che in qualche modo si trovano. Penso a un Rog e un Nandez che in quell'azione appunto della potenziale occasione mi hanno ricordato un po' il gol contro il Modena in casa, uguale, cioè c'è la giocata individuale, ma è una giocata appunto estemporanea. Cioè lo vedi che non c'è una ricerca, non c'è un gioco collettivo dove ci sono stati dei movimenti appunto di gruppo, no? Di collettivo, dei meccanismi ben oliati, e questo vederlo alla 10ª partita di campionato, che è la 12ª ufficiale, perché ci sono state 2 gare di Coppa Italia più 10 partite di campionato, vedere questa roba alla 12ª partita ufficiale, cioè testimonia che c'è qualcosa che c'è più che qualcosa che non funziona, ma tanto che non funziona a livello offensivo, appunto perché siamo sterili, e poi c'è l'aggravante appunto che in difesa facciamo queste cappellate, perché ragazzi ieri veramente abbiamo regalato 2 gol, cioè regalato 2 gol,
cioè veramente Radunovic ieri io non mi sono mai sentito di criticarlo in generale, perché è vero sulle uscite magari delle volte non mi ha dato sicurezza, ma ieri veramente era impazzito. Cioè che cazzo hai preso ieri a Radunovic? Ma che cazzo, ma io non ho parole, cioè chiama l'uscita, cioè chiama la palla per prendere a lui, poi cischia, non si capisce con i difensori. Ecco, questa a testimonianza di quello che diceva Miro, cioè sembra appunto che non si trovino, cioè non si vengono insieme, cioè perché questo, l'assenza di comunicazione, l'assenza di intesa, di reparto, cazzo, portiere, cioè vabbè, ora mi chiedo perché sennò parto. Radunovic è una pippa comunque. Ne abbiamo parlato. Miro, cosa hai detto? Che Radunovic è una cioè mi vuoi venire a dire il contrario, mo? Assolutamente. Guarda, sì. Io non so se tu te lo ricordi, perché sei più piccolo di me, ma non de tanto. Io rimpiango Katergiannakis. No, per arrivare a Katergiannakis però ce ne vuole. Non l'ho mai visto. No, io l'ho visto, però ce ne vuole, insomma. Cioè, ieri effettivamente si è impegnato. Ieri, ora, io Katergiannakis effettivamente 2 gol nella stessa partita non li ha regalati, per quel che ricordo. Esatto. Quindi ieri effettivamente è stato peggio di Katergiannakis, però il Radunovic visto fino adesso non lo voglio paragonare a Katergiannakis, dai, ora non esageriamo. Poi se va di questo passo, diciamo che la strada intrapresa è quella giusta, sì. Quello senz'altro, sicuramente. Comunque... No, che secondo me l'abbiamo già detto prima, cioè il discorso è da riassumere nel seguente modo, cioè nel senso, grazie al cazzo che gli allenatori effettivamente hanno fatto tutti schifo negli ultimi 8 anni, e negli ultimi 8 anni la costante è stata Giulini, cioè questo è un dato di fatto. Però dicendo questo, secondo me non si possono dare zero responsabilità a Liverani, cioè Liverani quello ovvio. Ha delle responsabilità. No, nessuno dice che c'è zero responsabilità. No, lo so, ma dico anche riferito a chi magari te lo scriveva sotto i video, o come ne parlavamo prima proprio con Miro, perché Liverani, cioè nel merito, secondo me, perché ripeto, per me è assurdo pensare che un Giulini abbia imposto che De Zogu se ne dovesse andare, che i fratelli Tramoni se ne dovessero andare. Lì è chiaro che l'allenatore li ha valutati negativamente, secondo me, cioè voglio sperare ancora che un minimo l'allenatore conti nelle decisioni, non lo so, però cioè, Liverani secondo me nel merito ha delle responsabilità enormi dell'attuale, cioè è una persona che dipinge realtà che si inventa lui, è Allegri. Liverani è Allegri, inventa delle realtà prima e post partita, grandi partite, grandi prestazioni, tra l'altro deresponsabilizzando i giocatori, perché se tu dici sempre grande prestazione e questi non fanno un cazzo, cioè allora certo grande prestazione e ci credo. Cioè, assolutamente, sì, su questo sono d'accordo. Tommy, tu parla un po', che da un po' che stai zitto, vai. No, io allora stavo dicendo prima che parlasse quel Pirla, volevo dire che mi è piaciuto molto l'intervento che ha fatto Andri, che è andato subito a pugno duro e ha sottolineato una cosa molto importante dell'ambiente, perché è da 8 anni che l'ambiente Cagliari, in particolar modo questi ultimi 2 anni, che il Cagliari non ha più la sua tradizione, non ha più la sua cultura, l'ambiente è totalmente diverso, è irriconoscibile. C'è un club con una tradizione del genere, che poi non siamo il Real Madrid, però è comunque una squadra che bene o male la storia la conosciamo, un minimo si è fatta rispettare, un minimo. E non sto più riconoscendo proprio la tradizione del Cagliari da sardo, non riesco più a riconoscerla, cioè quando vado allo stadio è proprio un altro ambiente, irriconoscibili, noi tifosi che non siamo più fomentati a vedere il Cagliari, allenatori che ogni allenatore che si siede su questa panchina fa le scelte più scellerate possibili anno dopo anno, giocatori che non hanno un minimo di voglia di giocare al Cagliari e che pensano che qua vengano a fare una vacanza sostanzialmente. Non è più il Cagliari comunque un punto d'arrivo, un club dove puoi migliorare tu e puoi migliorare noi. No, è una semplice vacanza per tutti, nessuno che tiene più a questa maglia e nessuno che
che tiene in particolar modo a costruire un proprio futuro e un futuro anche a questa squadra. Cioè non vedo nessun giocatore che abbia questo tipo di ideale. Cioè siamo completamente allo sbando più totale, senza progetto e per di più con giocatori che non hanno voglia di vestire questa maglia e allenatori che non sanno neanche loro, vengono messi in un contesto già spinoso, ma anche loro ci mettono del loro, non riuscendo e non impegnandosi nemmeno a trovare una soluzione a dei problemi. E Livrani è l'esempio lampante. Tra l'altro, allora, intanto Nicola, entro il discorso populista di solo Mondocazzo, Casa, onesto. Io volevo dire, a riprova di quello che hai detto, che la frase più comune che sento un po' da tutti, e l'abbiamo detta anche noi, è che piano piano, pure il tifoso più accanito, la parola più usata è disinnamorato. Ci stiamo disinnamorando del Cagliari, che è una cosa allucinante, perché immagino che ovviamente il calcio sia un po' per tutti noi il nostro sport preferito e facciamo del Cagliari il fulcro della nostra passione. Riuscire a toglierci questo elemento, cioè, vuol dire che veramente ti ci stai mettendo di impegno per farlo, perché se no, se non ci riesci, cioè se non lo fai apposta ma ci stai riuscendo, cazzo, c'hai un talento allora. Cioè, c'hai un talento. E visto che stiamo entrando nei meandri filosofici, io richiedo l'aiuto dell'Eccelso. Sì, il nostro Virgilio. Dove guidaci in questo tortuoso percorso. Un paradiso. Ma io vi porto nella merda. Ecco. Io voglio essere incaricato da Giulini, io l'ho già detto. Io l'ho già detto, cioè io voglio che Giulini mi assuma e io darò allora, dipende come sarò preso. Se sto pensando ancora, do la mazzata finale al Cagliari o provo a salvarlo in extremis. Magari do la mazzata finale, inizio a fare anch'io Fabio Liverani, perdiamo 3-4-0, ma la prestazione è stata ottima. Barricati dietro, facciamo un 8-1-1, 8 difensori in area, 8 in area proprio, cioè devono rimpallare ogni tipo di tiro, e poi 2 contropiedisti e fine. Questo sarà il mio calcio. Basta propositivi e basta. Quindi ecco il percorso che ti offro, Miro. Però con 8 difensori in area io voglio comunque un giro palla da terzino a terzino, palla a terra. No, è terribile, terribile, mamma mia. Andre, anche tu ti stai disinnamorando? Sì. Cioè, è innegabile che ancora comunque in qualche modo mi tenga attaccato, non so bene come, perché ti ho detto anche nella partita di ieri, cioè le sensazioni comunque non erano positive. Già me lo sentivo, insomma, che avrei visto una partita del genere, però ovviamente da tifoso anche ottimista, perché cioè, se uno chiaramente parte già dal presupposto di perdere, probabilmente non ha nemmeno senso guardarsi le partite, no? È come quando succedeva in Serie A di giocare contro appunto le squadre magari più forti del campionato, se parti dal presupposto di perdere non te le guardi neanche. Certo. Però è chiaro che torniamo al discorso di prima, cioè appunto hai detto bene tu, ci vuole veramente del talento, perché comunque la passione da parte nostra nei confronti del calcio, in particolar modo nei confronti dei colori rossoblu, è un qualcosa di unico. E poi cioè, parlo ovviamente per me, per te Miro e anche per Mattia, il fatto che noi appunto non siamo nati in Sardegna, cioè, quindi per noi anzi il sentimento è ancora più forte da questo punto di vista, perché noi comunque lo abbiamo coltivato nonostante avessimo sicuramente delle possibilità a livello di tifo differente rispetto al Cagliari, quindi per noi è ancora più forte da questo punto di vista, però viene messo a dura prova, ripeto, ormai settimanalmente, mensilmente, annualmente, insomma, da parte del Cagliari, perché non si tratta più di soffrire della serie, non lo so, come capitava un tempo, che capitava, no? Magari di giocare anche male delle partite, però riuscire delle volte anche a vincere all'ultimo secondo, o comunque giocarle bene, ma perderle, cioè ci sta, cioè fa parte del gioco, nel senso, alla fine è il bello di essere tifosi del Cagliari, quello di soffrire, di patire fino all'ultimo secondo.
però appunto, come ha detto Tommy, e lui sicuramente lo percepisce ancora di più andando allo stadio, non dico tutte le domeniche, insomma, ma quasi. Cioè, appunto, vai alla Sardegna Arena, Unico-Domus che sia, e si vede dalla televisione, ma penso che lo percepisca ancora di più lui dallo stadio. Hai la sensazione che lì ci siano veramente 11 coglioni che appunto sono lì semplicemente perché sono stati ingaggiati e non hanno nessun motivo per, diciamo, difendere i nostri colori, cosa che invece succedeva in passato, perché noi comunque, senza andare troppo indietro, noi abbiamo vissuto comunque gli anni di Conti, Agostini e Cossu, Pisano, lo stesso Pisano, cioè quella era gente veramente che sputava sangue, a prescindere dai meriti tecnici, dai limiti tecnici, dalle qualità e quant'altro, e erano quelli, lo zoccolo duro, che permettevano ai nuovi arrivati di far capire subito che cosa significasse essere giocatori del Cagliari, e si creava il gruppo, si creava l'amalgama che permetteva ogni domenica di andarsi a fare le battaglie. Poi perdevi, pareggiavi, vincevi, ma c'era soddisfazione a vedere il Cagliari, capito? A prescindere dal risultato, perché non tifi Cagliari per trofei o per qualificazioni al Coppa Europea, eccetera. La tifi per un... cioè proprio... capito? Allora, non riesco nemmeno a trovare le parole giuste, però ci siamo intesi e chi tifa Cagliari lo sa a che cosa mi riferisco. Quindi sì, cioè, la tua domanda sicuramente ti dico che non è facile. Ora leggevo i commenti che stavi postando di Nicola, se non mi sbaglio, quello che ha scritto sul suo padre, sostanzialmente sta capitando anche al mio, al Vescio. Anche il Vescio non se le sta guardando più per le partite praticamente, cioè nel senso, per intenderci. Quindi la questione è seria e lui lo segue da sempre il Cagliari, quindi ho detto tutto. Infatti bisognerebbe ricordare anche questo che dice Nico, ovvero cioè siamo l'ottava tifoseria d'Italia come numero. Meritiamo sì, ma perché dovunque si giochi i tifosi del Cagliari ci sono, che siano 100, 200, 300, ci sono sempre, il sostegno non è mai mancato. Infatti, cioè, loro sono gli unici veramente che meritano sempre una menzione da questo punto di vista. Delle volte proprio sarebbero gli unici che dovrebbero essere menzionati, perché sono veramente gli unici che sono andati allo stadio, cioè i giocatori di campo delle volte sembra che non ci siano proprio dentro il campo. A proposito di sostegno, scusa Andre se ti interrompo. No, avevo finito. Oggi facciamo proprio l'unplane, ragazzi. Oggi facciamo l'unplane. Cioè, guardate che bel ragazzo che vi sto facendo entrare. Ciao Nico. Ciao Nico. Un saluto scappati di casa. Ciao Nico. Ciao Nico. Abbiamo sentito fino adesso per commenti, adesso vogliamo sentire la tua voce. Dici qualcosa. Anche se non è che c'è tanto da dire, però dici. Ho praticamente finito il rosario da dedicare a Giulini, quindi ragazzi eviterei le solite critiche alla società perché le conoscono tutti ormai, quindi chiaramente sono molto deluso, sono incazzatissimo. Per me, facendoli dovuti paragoni, è forse anche una stagione peggiore di quella dello scorso anno, che alla fine i problemi sono i medesimi, però siamo retrocessi e tutti ci aspettavamo, non dico il primo posto, però almeno sicuramente non un avvio così deludente. Poi tra l'altro anche un Cagliari in forte involuzione, perché io dopo la partita che aveva giocato col Modena, secondo me la migliore di questo campionato, almeno nella prima frazione di gioco, poi c'è stata la vittoria contro il Benevento un po' fortunosa, però ci poteva stare perché eravamo fuori casa, e poi delle prestazioni aberranti, assolutamente imbarazzanti, quindi Diogo davvero non so a chi attribuire le maggiori responsabilità, però mi sorprende una cosa, che ogni allenatore arrivi a Cagliari puntualmente fallisca. Se escludiamo il buon Semplici, che è stato esautorato dopo 3 giornate in maniera, se vogliamo, anche irrispettosa nei confronti della professionalità del tecnico, gli altri hanno miseramente fallito. Trovatemi un allenatore
che sia riuscito a imprimere l'unico a è questa Rastelli. Rastelli è l'unico che ha ottenuto dei risultati. Sì. Il che è tutto dire perché Rastelli non ha impresso nulla, però è l'unico che è riuscito appunto a portare il Cagliari in Serie A, e nel primo anno comunque ha ottenuto quello che per Giulini il record dell'era Giulini, punti. il record dell'era Giulini, 47 punti. Per assurdo. Poi non aveva gioco, però è l'unico che è riuscito, cioè... Quindi ragazzi, io sono assolutamente sconcertato, deluso. È come Andre, come pubblicato nel tuo video, che l'Europa League di Giulini e il derby con la Torre, visto che manca dagli anni 90, secondo me a questo punto inizio a pensare che sia davvero quello il reale obiettivo. Sì. Non so, il poi problema è che non è la Torres che sale, ma noi che scendiamo. Appunto. Esatto, è quello il problema. È quello il problema. Veramente allucinante. Poi vabbè, allucinante. quando giocheremo con l'Olbia sarà una mezza amichevole tra padroni di casa, sarà una Cagliari Primavera. No, ma l'Olbia va in D quest'anno. Preparatevi che l'Olbia va in D quest'anno. Olbia è terribile, mamma mia. No, va in Serie D, tranquilli. Sì, terribile. Io non la sto guardando, la sto seguendo così da SofaScore, madonna, ma ogni volta per il minimo punto una sofferenza, mamma mia. Ha i medesimi problemi del Cagliari, non segna un cazzo, perché segna col contagocce, così come il Cagliari. Il Cagliari di Rastelli beccava i gol, però segnava, Andatevi a controllare le statistiche dei gol di Farias, di João Pedro, di Melchiori, Giannetti che ha segnato 10 reti, aveva segnato 10 reti da panchinare. Quest'anno gli attaccanti del Cagliari non segnano un cazzo. Beh, pure Cerri, oltre a avere da panchinaro. Esatto. Poi le disamine tattiche li avete già elencate voi, assolutamente d'accordo. Tra l'altro non abbiamo un regista, non abbiamo un bomber, abbiamo una squadra di pensionati. Cioè Liverani si è fatto arrivare i giocatori fruibili a Lecce, aveva vinto il campionato, però con diversi anni di anzianità alle spalle. Se voi considerate le stagioni che hanno fatto i vari Millico, i vari Barreca lo scorso anno, lo stesso Falco non vedeva il campo contro la Stella Rossa. La Padula si è infortunato lo scorso anno a novembre, poi non ha più segnato contro il Benevento. A momenti il Benevento ci scroccava anche più di 2 milioni di euro, quanto cazzo è costato Coroncina Men, dai, lasciatemi, cioè perde più tempo a pettinarsi che lasciamo stare, ragazzi. Sì, è vero. E tra l'altro prende 1 milione e passa all'anno la Padula, cioè in Serie B. Un gol costa 1 milione, un gol di La Padula costa 1 milione. Allucinante, veramente allucinante. Tu Nico invece cosa ne pensi di Radunovic? Ma si sapeva che non era un fuoriclasse, però il suo fino ad ora l'ha fatto. È probabile che risenta a livello psicologico anche delle insicurezze della squadra. Quindi si senta abbia pagato anche quella sorta di indecisione. Ieri ha fatto una cappella, non ho capito all'inizio se effettivamente avesse chiamato la palla e non l'hanno sentito, oppure c'è stata... Io ho sentito che l'aveva chiamata, L'aveva chiamata. Io ho sentito chiaramente Mia. Allora c'è stata una mancanza di comunicatività, però sicuramente risente a livello psicologico delle prestazioni della squadra. Probabilmente anche l'obbligo di dover vincere e dover riscattare. Anche i difensori io non li crocifiggerei, perché alla fine, come hai detto prima Tommaso, il problema del Cagliari è a centrocampo. Cioè le partite si vincono a centrocampo, un centrocampo che ti fa filtro, è capace di creare gioco, dei centrocampisti che riescono a inserirsi. Il Cagliari non fa niente, è statico. Poi non so se sono fuori ruolo oppure Liverani gli dà dei compiti per i quali i giocatori non sono compiti che non sono nelle loro caratteristiche. Però a me il centrocampo del Cagliari non mi convince per niente, assolutamente. Senti Nico, ma io ti voglio chiedere una cosa sul centrocampo. Ma Macumbo, secondo te, che ruolo è? Ha qualche caratteristica particolare? Ma Macumbo per me è un interno, una mezzala. Sì. Lo inquadro in quel ruolo lì. Diverso da De Jong, un po' più tecnico di De Jong, però meno dirompente.
però è una mezzala. Come... Sì, metterlo Magari in non è una regia, mezzala. uno che perde quei tempi di gioco, metterlo in regia per me è tirarsi una mazzata sui coglioni. Cioè, Sì, assolutamente sì. Non ha neanche il lancio di 40 metri. Il No, Cagliari no. non ha un regista vero da quando ha venduto Cigarini. Cioè, venduto. Lo ha mandato via Giulini poi alla fine, ragazzi. Com'è? Però da quando è andato via Cigarini non ha più avuto un regista con quelle caratteristiche, con i giusti tempi dei passaggi, eccetera. Seppur Cigarini a me non piaceva, però su questo cioè, è una cosa veramente Però oggettiva. dettava i tempi alla squadra Cigarini. È una cosa Esattamente. veramente oggettiva, è una cosa veramente oggettiva questa, assolutamente. Che poi, ricollegandomi al discorso di prima, cioè Nico ha detto una cosa che mi ha aperto un mondo. Gli errori di Radunovic potrebbero essere frutto del fatto che è un portiere che non si sente sicuro della propria difesa e quindi frutto di una difesa che è insicura perché non ha davanti un centrocampo in grado di fare filtro, e a sua volta il centrocampo è sotto pressione perché non abbiamo un reparto offensivo che è in grado di concretizzare e fare gol. Cioè qui è un domino, sbaglia uno e automaticamente sbagliano tutti. Esatto. Ma vabbè, poi lui anche avendo inesperienza potrebbe essere il suo primo anno da primo portiere, che non penso che lui finora abbia mai fatto il primo portiere, lui era sempre stato il secondo, addirittura il terzo quando giocava nell'Atalanta, quindi è una situazione veramente complicata anche per lui e sinceramente non mi sento di parlare tanto di lui quanto preferisco soffermarmi su altri aspetti che sono secondo me molto più importanti. E sul discorso invece che aveva fatto Nico su Makumbu e Deiola, diciamo che sono due giocatori che farei giocare. A me piacciono entrambi, però certo è che da registi non è regista né l'uno né l'altro. Deiola è più una mezzala di inserimento e recupera palloni, perché comunque quando si inserisce Deiola, bisogna dirlo, Deiola spesso riesce anche ad andare alla conclusione. Sì, è l'unico che si inserisce, è l'unico che si inserisce, poi purtroppo c'è il piedi quadrato. L'anno scorso Deiola ha fatto 4 gol. gol, L'anno scorso ha fatto 4 gol in Serie A, tutti sui inserimenti. Esatto. Lui concorda assolutamente. Sì. Ma comunque i colpi non ce li ha. Esatto. Ma comunque i colpi non ce li ha. È più una mezzala tecnica. Però è più una mezzala che ti garantisce magari un po' più di possesso palla a centrocampo. Però non ha i colpi, non ha le caratteristiche da regista, come quello che vorrebbe fargli fare il Liverani. Tra l'altro Liverani ha prima messo Viola e Viola è troppo lento. Anche se ma neanche Viola non è un regista secondo me. Poi ha provato Deiola, ha provato Makumbu, manca solo che provi Nandez il regista e siamo a posto. No, è veramente assurdo. Io infatti per quello nella live di Matti avevo proposto Pereiro come regista. No, ma infatti guarda che è futurismo tattico. Tanto ormai gli dobbiamo pagare 1 milione e passa di ingaggio all'anno, non lo teniamo, cioè ce lo teniamo lì in panchina. Sti sì, cazzi, ma se è letto Viola, cioè nel senso Pereiro cos'è? Tu lo metti davanti alla difesa, gli metti la palla sul sinistro, lui prende e lancia agli esterni. Fatto, finito. Hai trovato un senso di pagare 1 milione. Troppo lento e poi ha solo un piede, cioè uno che infatti ho detto gliela servi sul sinistro, perché se gliela servi altare con quella sua zappa riesce a mettergliela sul sinistro. È già tanto se la mette lì vicino nei pressi. Vabbè, scherzi a parte, vi faccio una domanda per tutti, però risponde prima Nico perché è entrato adesso. Qual è per voi al momento, se riuscite a trovarlo, il giocatore migliore di questo Cagliari? Al momento quello che è cresciuto di più secondo me è Carbone sulla fascia sinistra. Bisogna dargli atto perché è un giocatore giovane, viene dalla primavera dell'Inter, purtroppo lo stiamo valorizzando all'Inter per l'ennesima volta, però negli ultime partite è l'unico che secondo me spinge, guadagna il fondo e arriva anche al traversone, può solo crescere. Quindi nelle ultime uscite secondo me Carboni è quello che si è messo più in evidenza. E poi Luvumbo, posso dirne due, me lo concedi? Vai, te lo concedo.
E poi ovviamente, e poi Luvumbo, che è l'unico in attacco che riesce a spaccarti le partite, crearti superiorità numerica. Te, Andre? Sì, allora, su Luvumbo mi ha anticipato perché dico semplicemente che nella nostra sterilità offensiva comunque Luvumbo è quello che ha siglato, mi sembra, 2 gol, se non erro, in campionato, ed è comunque quello da cui sono nati sostanzialmente i pericoli principali e quelli che ci hanno portato comunque a segnare quelle poche marcature che abbiamo fatto. Quindi Luvumbo sicuramente, perché è l'unico che ti dà la sensazione quando prende la palla che possa creare qualcosa, sempre per giocate individuali, non per gioco collettivo, che è un po' il problema di cui appunto abbiamo parlato prima. Sì, sono d'accordo anche su Carboni, che effettivamente nelle ultime partite è migliorato sicuramente tanto. Ti dico, nel suo piccolo, però rispetto a quello che era stato l'impatto, cioè se devo proprio trovare degli elementi positivi, voglio dirne 3, Di Pardo nelle ultime uscite l'ho visto leggermente migliorato, ovviamente rispetto all'impatto ultra negativo delle primissime giornate, intendiamoci, non da 6,5-7 in pagella, però sicuramente ho visto un leggero miglioramento. Tutto lì, questi 3, non dico altro perché il resto sono tutti sotto chiaramente le aspettative. Te, Tommy? Beh, se devo fare un resoconto delle ultime partite, delle ultime uscite, ti dico Carboni, come ha detto Nico. Altrimenti se devo prenderti finora tutta quanta la stagione, ti dico Luvumbo, perché queste prime 10 giornate sicuramente è stato quello leggermente più continuo. Ok. Te, Matti? Beh, oggettivamente Luvumbo. Cioè. Così, proprio in maniera strapragmatica, Luvumbo, No, così. il Cagliari ha fatto quante vittorie stagionali? 4? Modena, Benevento. 4 più quella di Coppa Italia contro il Perugia. Se ecco, vuoi su 5 vittorie e su 4 il merito è di Luvumbo. Perché ho inciso o con l'assist o con gol decisivo. Sì. Cioè, non è Esatto. solo un giocatore che magari ci piace perché dribbla, è un giocatore decisivo. Alla faccia di quelli che dicono alla primavera, no, ma non è troppo rischioso. Ma troppo rischioso cosa? Ma cioè, allora, io sono d'accordo su Carboni, secondo me è uno dei giocatori in netta risalita insieme anche a Di Pardo rispetto all'inizio del campionato. Il migliore dall'inizio della stagione è secondo me a mani bassissime Luvumbo, però secondo me si merita una menzione anche Falco, che nelle ultime partite mi sembra uno dei pochi insieme a Luvumbo che là davanti ci prova. Poi piccola postilla su Luvumbo, vediamo se siete d'accordo anche voi. Secondo me è un giocatore che nonostante la forza, nonostante dimostri di essere importantissimo, ha più utilità schierarlo a partita inoltrata piuttosto che dal primo minuto, perché con la velocità mette in fatica le difese avversarie già stanche e rischia, tra virgolette, di portarti in una situazione di vantaggio numerico, perché va a farti ammonire un difensore avversario già precedentemente ammonito. Non so voi se siete d'accordo su questa cosa. Nel senso, secondo me dipenderebbe tutto dal piano partita, cioè nel senso dipende da come la imposti la partita, cioè nel senso partendo dal presupposto che Luvumbo è l'unico giocatore che veramente ti dà la sensazione che possa creare qualcosa, io ora non me ne priverei dal primo minuto, cioè nel senso significherebbe oggi, purtroppo, cioè lo dico con grande tristezza, ma significherebbe oggi regalare a livello offensivo comunque 60-70 minuti, cioè i minuti che Luvumbo magari sta in panchina e lo metti negli ultimi 20 sperando che ti risolva il match. Poi delle volte lo può aver fatto, ma la maggior parte delle volte no, perché poi si chiede anche qualcosa secondo me di troppo anche elevato per quelle che sono chiaramente le qualità di Luvumbo, che ha delle qualità importanti, ma insomma deve crescere ancora tanto. Però dipende secondo me da come viene utilizzato e dal piano partita, cioè nel senso è chiaro che in una partita come quella di ieri, dove te Cagliari tieni il pallino del gioco, dove l'Ascoli comunque sta tutta arroccata dietro, quindi dove non c'è profondità sostanzialmente, un giocatore come Luvumbo, nonostante tutto l'impegno, fa fatica.
perché comunque non c'è profondità, capito? Cioè Lumumbo è uno che ha bisogno di spazio comunque per poter incidere, secondo me. Quindi o giochi di rimessa o giochi di contropiede. Mi viene in mente, non lo so, il Parma di D'Aversa che giocava con Gervinho e non mi ricordo chi, giocava tutto Caramò. dietro e Caramò, esatto, e giocava in contropiede, cioè il Parma non aveva un gioco, ok, però faceva punti, vinceva le partite in questa maniera, cioè stando in difesa e ripartendo in contropiede. Ora io non vorrei che il Cagliari giocasse in questa maniera, ma allo stato attuale opterei anche per questa soluzione, visto che non abbiamo gioco. Il punto è che oltre Lufumbo non hai altri giocatori veloci, hai Pereiro che ha bisogno della carrozzella. Rapidi, cioè volendoci la potresti avere, perché cioè, ora magari Falco non è un velocista, però è comunque un giocatore rapido, se è in forma fisicamente, credo, cioè è comunque un brevilineo. Un Millico teoricamente dovrebbe essere un brevilineo, parliamo di questi. Poi il resto sì, sono d'accordo, Pavoletti, La Padula, cioè non so, Pereiro non sono sicuramente giocatori da contropiede, questo è ovvio. Ma infatti questo è il motivo per cui anche lì la squadra non so con quale criterio sia stata costruita. Io non so che idee avessi Liverani da questo punto di vista, non si è ancora capito. Un po' così, un po' così, non si è capito, cioè, quindi non saprei, però ti dico, Lovumbo non me ne priverei da questo punto di vista. No, quello assolutamente. Cioè, è l'unico che ti dà, esatto, l'unico che ti dà la sensazione di creare qualcosa. Assolutamente. Voglio sentire anche l'Eccelso e Nico, che hanno una faccia troppo austera per i miei gusti. Vai pure Nico, io non ne posso più di parole di questo scempio. No, io sostanzialmente concordo con Andrea, perché stancare le difese avversarie, se giochiamo come contro il Genoa, che abbiamo fatto un tiro in porta, un mezzo tiro in porta, si stancano poco i difensori. Quindi direi che per me Luvumbo gli deve essere data fiducia e fatto giocare dal primo minuto, anche perché è un giocatore che ha dimostrato, per me era un'ala Luvumbo, penso anche per voi, invece ha dimostrato anche che può fare la punta centrale volendo, e quindi per me è un giocatore che deve essere valorizzato e fatto giocare dal primo minuto. Avete detto bene prima che praticamente stiamo rotamando i giovani. Quest'anno anche la primavera non è più competitiva come lo scorso anno. Ho visto che ha preso 6 cartoni dalla Juventus nell'ultima giornata, quindi ci sono vari squilli. Guarda, io l'ho vista centrocampo, tutti nanetti, cioè purtroppo voglio dire, il calcio moderno è anche fisicità, non puoi presentarti in certe condizioni, vabbè. Poi pochi gol, cioè, le uniche 2 vittorie che ha fatto le ha fatte perché c'era Gurfalidis e ha segnato, ma per il resto anche lì non segnano neanche con le mani a momenti. E quindi sì, non facciamoci sfuggire i giovani di prospettiva che abbiamo, iniziamo a credere un po' più in loro e a dargli fiducia. Luvumbo se la sta meritando tutta, quindi io direi di puntare su di lui, anche perché gli altri non segnano neanche a porta vuota, quindi c'è poco da opinare al riguardo. Sì, in effetti. Tra l'altro, non so se ci avete fatto caso, io in alcuni frangenti di svariate partite ultimamente vedo i giocatori muoversi secondo traiettorie evidentemente studiate, palesemente in allenamento, con dei passaggi che dovrebbero essere a memoria, però quei passaggi poi vanno tutti a puttane, tutti sbagliati, che una cosa è come se il Cagliari si preparasse effettivamente le azioni in allenamento da sviluppare poi in partita, ma le sviluppa come se giocassero soltanto loro in campo, come se gli avversari non ci fossero. Io non so se voi l'avete notata sta cosa. Io non ho notato nulla onestamente, cioè nel senso talmente di uno zero totale la cosa che non... Cioè non è che ho visto particolari trame o cose. Cioè voglio dire, il 90% del nostro gioco è passaggi tra centrali e terzini, cioè, quindi non è che abbia visto tanto. Okay, Sì, allora ieri su Elbitz davano questa statistica che il Cagliari è la squadra che ha fatto più passaggi. Forse adesso la squadra che ha fatto più passaggi o più possesso palla nella metà campo avversaria.
Però come ha detto Matt, è un possesso palla sterile, mi ricorda un po' il Cagliari di Ficadenti, chi se lo ricorda Ficadenti? Faceva un casino di passaggi orizzontali, poi un traversone verso la Rivei e quello era il gioco di Ficadenti, insomma. Questo Cagliari non fa neanche, spesso e volentieri non fa neanche i cross in aria, esatto. proprio un possesso palla sterile. Quindi magari può essere Miro che effettivamente Liverani voglia imprimere un gioco a memoria, però non ha gli interpreti giusti per fare quel tipo di gioco. Sicuramente. Poi la Serie B è anche un campionato molto fisico, assomiglia più alla Lega Pro e alla Serie D che alla Serie A. Quindi trovi avversari che picchiano, che corrono il doppio di te, allora ti viene anche difficile riuscire a completare la giocata lucida, insomma. Io ho visto un Cagliari che fa molti passaggi, però corre davvero molto poco, corre pochissimo rispetto alle compagini che abbiamo affrontato. Ma io ho visto anche molto meno. Ma poi non ti ne importa. Cioè, io vorrei capire, ma cioè, a calcio si vince segnando, quindi tirando. Quindi se non siamo in grado di mettere dei palloni in aria quando c'è Pavoletti, perché io continuo a battere su questo punto, Pavoletti sarà finito, tutto quello che volete, e posso essere d'accordissimo con voi, va bene, però se giochi con una punta con quelle caratteristiche, cazzo, ma devi mettere 30-40 cross a partita e alti, non bassi, rasoterra, imprecisi come se ne sono visti ieri. Cioè io ieri, avete per ricordanza di un cross, io mi ricordo un cross e basta di Pardo, lento, scucchiaiato, dove Pavoletti è arrivato, ovviamente essendo lento, lì è anche difficile per l'attaccante riuscire a dare potenza e precisione, soprattutto se disturbato dal difensore. Basta, quello nel primo tempo, stop. Poi Pavoletti ha fatto... Solo negli ultimi 10 minuti, quando ha fatto entrare Luvumbo, allora sono arrivati un paio di trasversoni da destra, anche insidiosi. Cioè Luvumbo si spostava sul sinistro perché Mancino crossava in aria. Sì, solo negli ultimi 10 minuti. Bravo, su uno di quelli Pavoletti non ci è arrivato per poco, me lo ricordo, quello dalla destra che appunto l'ha messo bello teso. Sì, ma negli ultimi 10 minuti, cioè tu hai utilizzato Pavoletti dal primo minuto e hai iniziato magari a fare qualche cross negli ultimi 10 minuti quando appunto stai perdendo 2-0 o 2-1. Cioè nel senso, cioè, se non è quella la tua idea di gioco, ma non metterlo neanche Pavoletti, cioè non ha senso. E allora dico, se non crossi, tira almeno in porta, non c'è nessuno che si prenda la responsabilità di tirare dai 20-25 metri e ci arriviamo lì in quello spicchio di campo, non c'è nessuno che si prende la responsabilità, o appunto tornano sulle fasce per fare dei finti cross, o tornano indietro, o di nuovo sull'esterno, cioè nel senso non c'è nessuno che tira in porta. Magari non abbiamo le capacità, ma almeno che uno ci provi. Non si vede proprio neanche un tentativo. Almeno gli avversari lo fanno, cioè nel senso ieri Ascoli, a parte 2 gol, ha provato a tirare dalla distanza, una volta con Dionisi, una volta non mi ricordo con chi, cioè ci prova, ma perché è una delle strategie, cazzo, quando arrivi ai 20-25 metri ci devi provare. Beh, certo. Cioè, ma anche quando è entrato Rock, cioè Rock che comunque magari è un giocatore che volendo ce la potrebbe avere, anche se non è mai stato un goleador, non ha mai fatto tantissimi gol, ma da uno come lui in Serie B mi aspetto che si prenda la briga magari di provare il colpo dai 20-25 metri per risolverti la partita. In un momento del genere lo devi provare a fare. Come pensi di segnare? Cioè, è quella la cosa che io non capisco. Infatti è il motivo per cui ho la sensazione quando guardo il Cagliari che non faremo mai gol. Cioè, non ho mai la sensazione che il gol possa arrivare da un momento all'altro, nonostante, come avete detto voi, il predominio territoriale, i passaggi, il possesso palla, che appunto è un possesso palla sterile, perché passaggi orizzontali a 2 lenti con le difese e comunque le squadre avversarie che sono schierate, quindi basta che mantengano la loro posizione, quindi senza fare tanti sforzi, che sono a posto. Cioè ieri l'Ascoli non ha fatto chissà quale partita difensiva, non mi sembra che abbia dovuto fare gli straordinari. No, infatti non ha sofferto. Sì, non ha sofferto, certo, ma io fossi stato il tifoso dell'Ascoli ieri credo che avrei forse sofferto gli ultimi 5 minuti proprio per il fatto che avevamo trovato il gol del 2-1, quindi il brivido finale, ma nel resto della partita io, tifoso dell'Ascoli, non avrei mai avuto timore degli attacchi del Cagliari, perché lo vedevi che erano attacchi fine a se stessi.
Questo succede anche quando fai poco movimento senza palla e fai soltanto girare il pallone. Certo, ma l'ha detto Nico, corriamo poco, non c'è movimento senza palla, non ci sono inserimenti dei centrocampisti. Cioè, ma come pensi di creare la superiorità numerica in area di rigore? O comunque, insomma, nei pressi dell'area di rigore? Cioè, se tutti mantengono le loro posizioni, se pensiamo di fare gol soltanto con gli attaccanti, con l'attaccante appunto che è vicino alla porta, che è uno solo e quindi abbandonato al suo destino, stai fresco. I gol devono arrivare da tutti, ma non perché appunto ci aspettiamo che il centrocampista faccia 10-15 gol, ma perché proprio è normale che sia così. Il calcio è un gioco di squadra. Cioè, io stavo vedendo oggi, lasciate perdere il parallelismo che magari è inutile, ma stavo guardando il Benfica che non so quanti lineari filate la Juventus, lasciate perdere il concetto della Champions, ma lì veramente vedevi difensori che attaccavano, cioè difensori che si trovavano al limite dell'area di rigore a tirare. Cioè lì ti fa capire che è quello a cui dovrebbe ambire una squadra, cioè non è che devi fare gol l'attaccante e il difensore devi difendere e il centrocampista deve impostare, cioè tutti difendono, tutti attaccano, perché se non dai punti di riferimento hai maggiore probabilità chiaramente di far perdere i punti di riferimento alle squadre avversarie. Ora noi lo diciamo a livello teorico, io non voglio fare l'allenatore perché non ho il patentino e non sono allenatore, tante volte mi criticano questa cosa, ma penso che uno che sta... Ma dai, vabbè, ma cosa vuol dire? Ma no, sta cosa, ma allora vai tu. Vabbè, ma cos'è? Cioè, questa cosa che no, vabbè, ma noi dobbiamo accettare merda all'infinito. Sì, ma infatti è quello, cioè... Ma meno male, ma ben venga che c'è gente che non si fa andare bene questa situazione. Ma meno male. Ma dai, ma cioè, veramente. Allora ragazzi, io vi pongo quest'ultima... Vai Tommy, poi vi faccio l'ultima domanda e andiamo. No, che anche a me fanno girare le palle questi commenti. Perché cosa vuol dire con Joseph per un'altra situazione in attacco? Ma l'avete visto João Pedro da gennaio? Cosa ha fatto João Pedro? No, perché a me fa ridere per non piangere. Perché poi la gente ha i broccoli al posto degli occhi e non guardano, non vedono la realtà dei fatti. João Pedro, da gennaio a questa parte, non ha fatto nulla. Doveva essere un trascinatore, a maggior ragione lui, che era uno dei trascinatori del Cagliari della scorsa stagione, non ha fatto né merito, cazzo. Ha detto proprio papale, non ha fatto niente. E anche per colpa sua, se il Cagliari poi non è riuscito a salvarsi, perché il nostro trascinatore a gennaio è andato a spasso a Cagliari, al Poeto, dove cacchio è andato, è sparito. Da gennaio non si è più visto in campo. E mi è anche sorpreso che è stato convocato a marzo in nazionale contro la Macedonia del Nord, quando João Pedro da gennaio fino a fine stagione non ha combinato niente. La partita contro il Venezia è proprio stata la consacrazione della stagione, che era partita bene per João Pedro ed è finita nel peggiore dei modi, semplicemente. È giusto che João Pedro se ne sia andato dal Cagliari. Come ho ripetuto a inizio live, il problema è che non l'hai sostituito a dovere, come altri giocatori del Cagliari che dovevi sostituire, ok, ma il punto è che non si è andato a fare un progetto serio. Il Napoli come ha sostituito Koulibaly, Mertens, Insigne, li ha sostituiti con Kvaratskhelia e comunque con un progetto serio che all'inizio non è stato capito e poi alla fine i risultati sono arrivati e l'hanno capito che progetto è, un progetto dove comunque Kvaratskhelia hai rimpiazzato Insigne con un classe 2001 con un minimo di progettualità, cosa che non ha fatto il Cagliari, che al Cagliari al contrario all'inizio si esaltano questi ultra trentenni, Mancosu e tutti gli altri, poi ci accorgiamo che dopo, ma bastano anche 4-5 partite, dopo ci accorgiamo che non abbiamo progettualità e che le abbiamo presi giusto per completare l'album delle figurine Panini, come è successo l'anno scorso e come è accaduto pure quest'anno, stessi identici errori, semplicemente. Quindi questi commenti mi fanno girare altamente, che con João Pedro staremo parlando forse anche peggio con João Pedro, detto sinceramente sarebbe stata una situazione peggiore per me. Guarda, io a questo accodo una cosa che ho notato che è proprio frequente, ovvero quando un giocatore rimane a Cagliari e fa schifo, ovviamente la colpa è sua. Dal momento in cui se ne va via da Cagliari e riesce perlomeno un minimo a giocare e a fare bene,
ma perché non l'abbiamo tenuto, ma perché non è rimasto, la società non capisce un cazzo e tutte queste cose così. E l'esempio più lampante secondo me è Simeone. Sì. Simeone, fino a che è rimasto a Cagliari, quasi nessuno lo poteva più vedere, perché obiettivamente si mangiava dei gol semplicissimi ed era un giocatore praticamente avulso da quelli che erano gli schemi del gioco del Cagliari. Una volta che se n'è andato Simeone, ma perché il Ciolito doveva rimanere, il Ciolito era un grande attaccante. Cioè, stiamo parlando di paradossi, ma siamo noi tifosi primi a creare questi paradossi. È quello il problema. Non ci potremo attaccare a tutte queste cose, cioè non è possibile. Un conto è prendersela per esempio per un caso come quello di Vicario, perché su Vicario a me mi ci rode veramente tanto il culo. Non puntare su un giocatore così quando tu avevi offerte concrete e tangibili per Cragno, te ne potevi liberare, incassare la somma che valeva e avere un ricambio più che ottimo. Lì fai la cazzata, palese. Ma su giocatori come Simeone che non stavano rendendo, Simeone veniva da un anno in cui non faceva gol, l'unico che aveva fatto era in una partita inutile contro la Juve, Sì. se n'è andato via giustamente e lo rimpiangiamo. Non ha senso, non ha veramente senso secondo me. Tra l'altro anch'io, Cagliari Calcio Video, anch'io ho sempre difeso Simeone e l'ho sempre detto che era un giocatore molto meglio di Pavoletti. Per Però, carità, discontinuo quanto vogliamo, però comunque assolutamente. un giocatore che il suo lo dava. Ma la prima stagione me lo ricordo, quando era venuto al Cagliari. La stagione poi quando c'era il Covid, da marzo in poi. Era un giocatore che ci aveva trascinato, che è venuto perché si era fatto male Pavoletti nella partita contro il Brescia, e stessa cosa Olsen, che è venuto per rimpiazzare Cragno. E poi da lì inaspettatamente siamo riusciti a fare una stagione decorosa fino a dicembre, poi da gennaio in poi c'è stato il crollo definitivo, da metà dicembre la partita contro la Lazio. E questo tra l'altro è un esempio lampante del fatto che l'ambiente, come stavo dicendo a inizio live, l'ambiente Cagliari, l'ambiente è tossico, perché per ogni giocatore che va via dal Cagliari improvvisamente si rivela un giocatore degno di nota, un giocatore di cui si parla, come può essere Simeone, come può essere Vicario, abbiamo fatto l'esempio di Vicario pure prima, e tanti altri giocatori comunque andati via da Cagliari poi sono rivelati giocatori che possono dire a loro, tranne Marin anche all'Empoli sta facendo cagare, quindi per quello non preoccupatevi, tranquilli, per quello ragazzi non ci sono problemi. Brocco, mamma mia. Mamma mia. Vabbè ragazzi, siamo arrivati a quasi 2 ore di live. Io direi che è ora di andare, anche perché aspettate, anche perché noi dobbiamo scoprire chi è il giocatore che ha scritto a l'Eccelso. Abbiamo bisogno fisico di scoprirlo, quindi ci ritroviamo adesso. Io ragazzi ringrazio io dico Cepitelli. No, io dico Cepitelli ha scritto all'Eccelso. Mi aveva risposto, ma no, mi ha scritto proprio un giocatore di sue sponte, cioè non risposta alla storia, cioè mi ha proprio scritto. Sì. Adesso lo scopriremo. Io ringrazio tutti coloro che hanno partecipato. Mi raccomando, iscrivetevi ai canali dell'Eccelso, di Tommaso, di Nico e di Andre. Andate, seguiteli, anche perché loro sono youtuber seri, no come l'Eccelso, quindi dall'Eccelso non vi iscrivete. No, lasciate perdere. Guarda che microfono. Guarda il pisello di Iron Man, guarda quanto è bello. Ve lo zoom. Guarda. Anche sporco. È anche sporco. È un pisello usurato e non vogliamo scoprire il motivo. Dopo questa nota molto molto cringe, io direi che ora che andare, ragazzi, se voi salutate a ruota, fate come vi pare, il canale è vostro. Ciao amici. Ciao a tutti. E ci ciao rivediamo a tutti, Forza Castello. Sempre. Ci rivediamo alla prossima, sperando di gioire per una volta. Non sarebbe. Giulini vattene.
Giulini vattene, Sempre. concedetemi. Sempre, bravo, Nico. Sì, sempre, Hashtag sempre. Giulini vattene. Giulini out. Assolutamente. Giulini out. Ciao ragazzi, buonanotte. Ciao a tutti. Ciao Tommaso Ciao. Giulini, ciao.